Alessandro Venier sarebbe stato ucciso il 25 luglio. A fornire questo dettaglio agli inquirenti è stata la madre, Lorena Venier, di 61 anni, che ha escluso i futili motivi nell'interrogatorio reso al sostituto procuratore Giorgio Minillo già nella serata di ieri. La donna, assistita dall'avvocato d'ufficio Giovanni Denardo di Udine, secondo quanto riferisce il suo legale, ha confessato l'omicidio e anche di aver fatto a pezzi il cadavere. So che ciò che ho fatto è mostruoso, ha detto al magistrato, rendendo una confessione piena e dettagliando anche il movente, su cui Denardo non si è voluto sbilanciare, ma non ci sarebbero futili motivi alla base del gesto. Inoltre non è stato riferito di una particolare lite scatenante. La vittima è stata uccisa e il cadavere fatto trovare a pezzi in un bidone della spazzatura, coperto di calce, nel garage di casa a Gemona. Gli inquirenti stanno accertando la calce quando sia stata acquistata, se prima o dopo l'omicidio. Del delitto sono accusate la mamma e la convivente colombiana di 30 anni, Meilin Castro Monsalvo. Le indagini ora proseguono con tutti gli accertamenti medico-legali per capire se alla vittima sono stati somministrati farmaci o droghe, come è stato fatto a pezzi e in che momento. L'avvocato Denardo riferisce di una donna visibilmente scossa per il gesto, crudele e contro qualsiasi regola naturale. Nell'interrogatorio la 61enne infermiera di Gemona ha escluso il coinvolgimento di altre persone al di fuori dei presenti in casa. Saranno adesso da accertare i livelli di responsabilità. La convivente colombiana della vittima invece ha avuto un malore in carcere ed è stata ricoverata in ospedale. Il suo interrogatorio è stato rinviato all'udienza di convalida fissata per domani mattina in tribunale a Udine davanti al giudice per le indagini preliminari, che oltre a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto dovrà anche stabilire quale misura cautelare applicare. Meilin Castro Monsalvo, in attesa dell'udienza dove dovrà chiarire il suo ruolo, prima di essere ricoverata ha incontrato nel carcere di Trieste gli avvocati di fiducia Federica Tosel e Francesco De Carlo del Foro di Udine. La vicenda è delicatissima, ha riferito l'avvocato Tosel. Serve la massima cautela anche in ragione delle sue condizioni di salute ed è la presenza di una bimba di pochi mesi, la cui posizione va assolutamente tutelata. Allora, io non voglio commentare, c'è un'indagine in corso, però quello che voglio dire, e io lo dico da tanti anni, io ho un banco solidale, voi lo sapete, lo dico quasi tutte le mattine ormai, perché nel banco solidale vediamo le fragilità. Delle volte sono anche persone al di sopra di ogni sospetto, delle volte persone che mai ti immagineresti di sapere cosa c'è dietro quel volto, quegli occhi, quello sguardo. Eppure noi facciamo anche questo, ascoltiamo queste persone, il loro vissuto, il perché sono arrivati al banco solidale, cosa c'è che non va, e quello che colpisce è la solitudine delle fragilità, è l'ascolto. L'ascolto che si dovrebbe dare a persone che anche non immagini neppure, che però dei segnali ci sono stati e questi segnali dovrebbero essere capiti da chi di dovere, dovrebbe essere il loro lavoro questo, deve essere il lavoro della famiglia, è il lavoro di chi nota certe situazioni o viene a conoscenza di certe situazioni e cerca di capire cosa sta succedendo. Io l'altra mattina ho chiamato un responsabile dei servizi sociali, il sindaco, appunto per una persona che mi aveva cercato chiedendomi aiuto. Io non so se era vero quello che mi ha raccontato, se era vera questa storia. Io però la segnalazione la faccio e devo dire che anche questa volta mi hanno detto: hai fatto bene a chiamare, conosciamo la situazione, però andiamo immediatamente a verificare. Allora, quando io sento che dicono ma non ci sono le persone, abbiamo pochissimo personale, poveri sindaci, dico io, assessorati al sociale molte volte chiusi perché o sono fuori o sono dentro, cioè qualcosa devono fare, no? E tu trovi queste porte chiuse, ma arrivai una volta, due, noi poi che non siamo neppure abituati, non sappiamo neanche cosa sono molte volte i servizi sociali perché nessuno ci ha accompagnato in questi percorsi. Quelli che vengono da fuori lo sanno perché per forza di cose devono avvicinarsi a questi servizi sociali. E quando anche le nostre persone, i nostri, come si dice qualcuno, no, i nostri, quando parlo con i nostri che si avvicinano ai servizi sociali, si mettono le mani nei capelli.
Io non so se è vero, se non è vero, però che qualcosa non funzioni è dimostrato. È all'ordine del giorno che c'è qualcosa che bisogna investire, ma io investo, ma su cosa investi? Perché è facile dire io investo nel sociale, perfetto, allora mi vuoi spiegare dove hai investito nel sociale, cosa hai fatto, a chi sono andati questi contributi, a chi sono andate queste case, adesso ci sono le assegnazioni delle case ATER ad esempio, noi vorremmo anche capire a chi vanno date, com'è la graduatoria, chi ha vinto queste... c'è la privacy, allora quando non vogliono rispondere ti mettono davanti la privacy, quando non vogliono rispondere. Quando invece vogliono rispondere non capisci niente, perché tutto sparano nel mucchio, cioè fanno un grande minestrone, senti milioni di euro, poi parli con chi di dovere e dicono sono arrivate delle gocce. Allora io penso che adesso la politica, dopo quello che vediamo tutti i giorni, con queste fragilità, deve fare qualcosa. Cioè non è possibile arrivare a questi livelli. Questa era una persona che lavorava al di sopra di ogni sospetto, però c'erano dei disagi all'interno della famiglia che qualcuno doveva anche, secondo me, avere un po' di orecchio. Eppure non c'è. Guardate, quando io dico che sono molto amareggiata, disperata, nel senso che non riesco, sapete poi come sono io, a dare quello che vorrei dare, perché quando vedi due occhi disperati che piangono, specialmente di diversamente giovani. L'altro giorno è venuta una famiglia con il figlio, io ho preso sia il marito che il figlio, li ho presi da parte, perché per me questa donna aveva qualche segnale che non andava, lo sguardo, specialmente io guardo molto lo sguardo. Allora li ho presi prima uno alla volta e dopo tutti e due e gli ho fatto capire che non c'è ciccia per gatti. Se vengo a sapere qualcosa, il minimo, guai. Perché? Perché sto difendendo questa fragilità che è questa donna, che da sola non può difendersi, che di sicuro non racconta a nessuno quello che succede in casa, però stiamo monitorando anche questo caso. Ma perché devo essere io a fare questa cosa? Eppure sono segnalazioni che vengono fatte dai servizi sociali, perché voi sapete che io do la borsa, se la persona non conoscono o non ha in regola, oppure anche voglio capire chi è questa persona, chiamo, allora dopo la chiamata io mi metto a disposizione, però voglio capire chi mi sta di fronte. Secondo voi? Parliamo a 360 gradi. Si fa questo? Si fa questo secondo voi? Abbiamo Rinaldo in linea in attesa che si colleghi l'ospite. Vai Rinaldo. Rinaldo? Pronto Mirella? Eccomi qua. Buongiorno Mirella. È il discorso che ti ho fatto io. È annoso, è un problema grosso. Ma i politici non vogliono risolverlo. Pronto Mirella? Ti Sì, ti sento benissimo. Ecco, voglio dirti che tutta è fatica e la rabbia che ti ha in corpo per queste robe che non va bene, sempre per la povera gente. E i servizi sociali non serve niente, perché bisogna chiamarmi a carità in ginocchio, bisogna negare il dato tuo, che ti parli quella persona, ti metti a suo agio. Ti tratta come una strada da pie e non ha da essere così. Gente, ma se non devo parlare di tutti gli anziani che abbiamo qua in Veneto, di chi che sta bene, chi che sta male, ma da chi viene curato, da chi ha una parola buona, solo da chi, solo chi ti fa queste robe che qua e ti porti in evidenza, perché ti sta anche sulle scatole, perché ti metti in evidenza questi problemi. Ma di cosa siamo devo parlare? Siamo diventati aridi, cattivi, non abbiamo cuore. Una volta non avevamo niente, ma avevamo il cuore, Mirella, perché se uno cascava intera in 50 pronti a tirarlo su da una carriera e un bicchiere d'acqua. Adesso, intera chi dorme, mesi morti, nessuno neanche mi calcola, anzi che dà fastidio storia al naso. Ma che gente siamo diventati? Cosa siamo diventati? Adesso non viviamo come i pappagalli, viviamo quello che viviamo e adesso ti dico un'altra roba,
per gli altri che avevano una certa età. Cari vecchiotti, ascoltatemi, siamo arrivati a questa età che siamo arrivati, siamo lì a tirare somme di quello che abbiamo fatto nella vita, di cose che abbiamo lasciato, di cose che saremo, e ricordo, ma penso anche agli altri stessi soli che adesso tu ti va via, non stai a disperare, viene sempre qualcuno pronti a ascoltarvi, ya capito? Perché noi altri che abbiamo una certa età abbiamo bisogno di una parola, di un contatto, ma non del cane e del gatto, anche a loro, per amore di Dio. Abbiamo bisogno della persona umana che mi ascolta quando gli diciamo qualcosa. E questa è la vita. E la vita purtroppo, qualsiasi, cari giovani, se si fortunati, deve essere incagliati. Anche a me, ho una sata che mi fa male, ho il diabete, ho qua, ma non mi hanno, mi lo tengo, io. Ma voglio dire che, insomma, non c'è più il mondo da vivere bene, perché è una cosa che nasce. 820.000 poteri comprati e nessuno si è volto in Dio. Spendiamo miliardi per le armi e non vediamo la carrozzella a un disabile. Un disabile che corre per la strada, la gente non sa dove andare perché non può andare da nessuna parte, fra le macchine, fra queste, ma che cosa siamo Dio a parlare? Bisogna che scendiamo da casa e diventiamo più umani, più buoni con la gente. Una volta se conoscevamo tutti, se uno mancava per 5-6 giorni, i riamatori dove devono andare? Dove, come mai? Si informaimo tutti, finché lo trovavamo, ma dove sta? Ma chi puoi avvisarmi, siamo stati tutti in pensiero. Questo adesso non succede più, neanche su Piane Rotto e su Palazzo. C'è gente che sta a 30 anni là, mi si conosce neanche, ma queste robe ti sta molto meglio in me. E ti è l'unica, vabbè, che va in cerca delle solde. Ai sindaci, ho da dire, bravi sindaci, però se tutti mi disagiai per portare a termine i vostri programmi, radunate tutti, andate in piazza tutti i sindaci insieme e gli dai a fare in via al governo, ti gli dici, quei sei che ne mancano, non potremmo fare certe robe, fa e la niente degli altri. Avete il coraggio di andare in piazza e singare. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti che si è collegato l'ospite. Ciao Mirella, buona domenica. Ciao, Grazie, Mirella, grazie caro Rinaldo, ecco sono riflessioni che facciamo a voce alta, non solo io che aiuto, voi sentite associazioni di volontariato che io invito tutte le mattine, in quanti siamo che ascoltiamo, purtroppo non ci danno le armi per combattere, anzi ce le stanno togliendo, ci stanno mettendo con le spalle al muro, vedete io la fatica per rimanere in piedi con un banco alimentare anche all'interno della provincia, anche con gli orti sociali, perché a qualcuno dà fastidio, questa è la verità, inutile, io non ci giro tanto attorno, questa è la verità, perché la solidarietà toglie visibilità a qualcuno della politica, e questo, oppure a qualche dirigente che è anche pagato con i nostri soldi, oltretutto, perché oltretutto sono enti pubblici che si permette anche di umiliare. Pensate che il nostro vicepresidente Bottero per avere un colloquio con un dirigente ha aspettato 2 mesi e mezzo, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Poi vengono a parlare con me che tutto funziona, perfetto, tutto funziona, ma io dico, voi sapete che io vi racconto tutto. E adesso andiamo ad ascoltare anche Gabriella Chiellino, imprenditrice che si occupa di ambiente, ecco parleremo anche del Giubileo dei giovani, il futuro è nelle loro mani, abbiamo visto la bellezza di questi ragazzi, perché questi sono ragazzi bravi, non la solita bravi ragazzi, sono ragazzi bravi, con valori. Allora Chiellino, cosa ci dice? Abbiamo sentito questo delitto efferato, indagini in corso, questa mamma assieme alla compagna del figlio che ha ucciso questo ragazzo, fatto a pezzi, una persona irreprensibile. Cosa sta succedendo, Gabriella? Ecco, l'ambiente, ma l'ambiente è anche dove lavori, dove vivi, come ti muovi, come ti comporti, i messaggi che lanci. Prego, Chiellino. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella. E sicuramente tu staresti benissimo in mezzo a questo Giubileo dei giovani che ho avuto la grazia di poter vivere, che sta continuando fino a domenica. E dove appunto viviamo la gioia e la speranza con questi under 30, insomma ho visto ragazzi dai 16 anni
insomma, ai 25-30, con i loro accompagnatori, e ho potuto godere della bellezza di questa gioventù, oltre queste notizie diciamo drammatiche che tu ci hai ricordato. Io sono stata chiamata al giubileo dalla CEI come testimone di una delle 12 parole che è stata scelta per condividere con questi giovani alcune testimonianze, alcune fasi della vita di noi, anche di me più adulta, che ha cercato di portare la propria esperienza di vita. Parlando anche di quello che richiamavi tu prima, io mi occupo di inquinamento per lavoro e penso che non ci sia solo un inquinamento ambientale dell'acqua, dell'aria, quindi dei nostri territori e quindi di temi ambientali, ma appunto ai giovani ho parlato anche di un inquinamento molte volte spirituale, di inquinamento del nostro modo di vedere. Perché? Perché siamo inquinati da tante immagini e quindi abbiamo inquinato il nostro cuore, che io continuo a dire è fatto per la bellezza e per amare e per la speranza. E quindi quando senti questi fatti così tremendi, io non posso altro che nel mio cuore cercare di capire come può portare una persona a fare delle cose così brutte. E io in questi giorni ho visto la bellezza di ragazzi che sono alla ricerca, penso, di un mondo, sono alla ricerca di relazioni sane, proprio per poter disinquinare il loro cuore e i loro occhi da immagini, da situazioni, da queste guerre che sicuramente fanno male, perché tutti stiamo bene, siamo felici quando facciamo qualcosa di gratuito per gli altri e per noi stessi. Abbiamo la nostra Maria da Bovolenta. Ciao cara Maria, come stai? Ciao Mirella, insomma, mi scuso se non mi ho fatto sentire sto periodo, perché sono stata molto male. Cosa vuoi? Ho la pressione alta e bassa, fa scherzi. Adesso in ottobre devo andare dal cardiologo, vediamo cosa mi dice. Ho avuto un'estate niente bella, Mirella, ecco. Va bene, io volevo dirti solo che questo periodo qui c'è tanta confusione, mi pare a me, di quello che sta succedendo e anche, sai cosa, che sto mondo qui non mi piace molto, Mirella, perché fanno quello che vogliono e anche gli alti piani di come si chiamano, i presidenti, roba, quelli che comandano, promettono, ma dopo non fanno niente. E sai cosa? Il dio denaro fa tutto, Mirella, e siamo abbandonati, cose, guarda, io ti dico, sono una cosa che non mi piace. Si stava meglio, poi si stava peggio, Mirella, ecco, ti lo dico. Ecco, e un'altra cosa, Mirella, ho visto ieri il filmato che hai fatto vedere dell'orto tuo che hai. Ha detto mio marito Valerio, se eravamo vicini, lui è appassionato dell'orto e gli dava una mano a quelli che curavano l'orto, sai che ha la passione. Ecco, e purtroppo non ce l'abbiamo più. Ha detto, se fossi vicino gli darei una mano alla Mirella, veramente anche come che si fa tutto quanto. Va bene Mirella, ascolta, non so quando chiudi la trasmissione, io ti faccio gli auguri di buone vacanze a te, allo staff e soprattutto il regista Andrea. Abbiamo un figlio, avevamo con Andrea, il regista. Salutamelo se lo vedi
e fargli tanti auguri anche a lui, a tutti quanti voi, a tutti quelli di Rete Veneta, che siamo una grande famiglia, Mirella. Grazie. Ecco, io ti lascio, ti faccio buone vacanze perché non so se prenderò la linea ancora. Ecco, te le fanno in anticipo. Ciao Mirella, buone vacanze e ci sentiremo al ritorno. Va grande bene, Mirella? Grande Maria, Ciao, mi raccomando, cara, un saluto, sempre un guerriera abbraccio Maria, forte. sempre guerriera. Ti ringrazio anche a nome dei tecnici, in particolare di Andrea, che sarà molto contento delle tue parole, però siamo veramente una bella squadra collaudata, sono tutti bravi, tutti presenti, lo dite voi stessi, molto gentili, cordiali, e questo fa molto piacere perché non è solo Mirella, è una squadra che mi supporta veramente nel vero e anche sopporta nel vero senso della parola, perché la trasmissione sia sempre ai massimi livelli. Perciò anche da parte mia un grazie veramente a tutto quanto lo staff, a tutti i tecnici e a tutta Media Nord-Est in generale, perché sono tutti bravi. Detto questo, andiamo proprio al Banco Solidale, perché vorrei far vedere questa persona che si è fatta intervistare dal nostro giornalista Lucio Zanatto, che è il Banco Solidale. Dopo vi spiego. Andiamo a sentire appunto questa intervista di Angelina. Ah, guardate cosa ci ha insegnato. Cosa facciamo con questi omogenizzati alla frutta? I gelati per i bimbi. E come si fa? Sulle formine proprio quelle dei gelati che vendono in plastica, in silicone, si mette l'omogenizzato alla frutta e si mette in congelatore, così mia nipote si mangia i gelati così, che sono sani, sono più sani di quelli, diciamo, per loro che sono piccoli. E quindi anche omogenizzati? Diventano gelati? Sì, ma poi voi ne distribuite? E poi diamo anche quelli normali invece alla carne, alle persone che hanno piacere che non hanno denti, magari sono molti purtroppo, o anche meno giovani che hanno problemi e mangiano gli omogenizzati di carne. Quindi insomma il banco è per tutti? Il banco è per tutti, a 360 gradi. E 365 giorni? Magari qualche politico, se venisse a farci visita, non sarebbe male. Ecco, signora Angelina, per lei cosa significa ad esempio avere tutta questa frutta fresca? Tutta questa... Tanto perché siamo presi male, perciò la Mirella mi ha sempre aiutato, cioè non solo a me ma anche a tanti altri che vengono qua. E devo solo che ringraziarla e ringraziare Rete Veneta per tutto l'aiuto che ci date. Ecco, però è anche bello avere frutta fresca e verdura fresca. Beh, certo, perché si danno da fare in tutto loro, perciò... C'è varietà, insomma. Sì, c'è varietà e va bene così per noi. È una bella spesa che dura tutta una settimana? Esatto, sì. Cioè non è misurata, insomma? No, ci danno parecchia roba, insomma, perciò... Li ringraziamo di cuore. Allora, ho fatto vedere questa intervista a Gabriella per far capire non solo il nostro banco solidale, l'importanza dei banchi solidali. Ecco, il rapporto che tu riesci a avere con queste persone, anche se non ci sono, voi sentite Mirella, perché loro vedono la figura centrale, però come ho detto c'è una squadra che lavora veramente, che io ringrazio sempre, che sono i volontari, ma soprattutto il disagio di questa donna che lavora, che non riesce ad arrivare a fine mese. E pensate che con lei ho dovuto andare anche a chiedere al sindaco, perché aveva un ISEE che era un po' superiore, per far capire che non è che si possa mangiare con la piastrella della casa o con un letto o con un armadietto. Cioè, cosa sta succedendo? Ecco, anche qua il grosso intervento che dovrebbe fare anche la Chiesa, io spero veramente tanto anche sul Papa Leone XIV, di far capire l'importanza del mondo dell'associazionismo, della solidarietà, che noi alla fine non ci troviamo col re, la regina, i principini, tutto il resto è noia, che dobbiamo pagare per fare i volontari dopo che abbiamo salvato la politica anche nel periodo della pandemia.
Ecco, vedendo queste immagini di queste persone che lavorando rimangono poveri, non ce la fanno, non è un po' da riflettere, Gabriella? Ma sicuramente questi temi ci riportano sempre coi piedi per terra. Io ho vissuto in mezzo ai volontari e in questi giorni, ancora vivremo fino a domenica, ci sono i ragazzi, cioè il Giubileo sta in piedi anche per centinaia di volontari che girano per la città e che hanno supportato e stanno supportando tutti questi ragazzi, perché immaginatevi adesso a Tor Vergata ci sarà un piazzale con forse 1 milione di giovani e hanno tutti bisogno di supporto. Quindi il volontariato, io penso, anch'io sono impegnata, sia proprio la base del nostro sistema sociale, ma non può essere non può essere visto come un qualcosa a latere del nostro modo di vivere. Qui c'è da lavorare molto sul sistema sociale anche qui in Veneto. Mi è rimasta molto impressa prima quando dicevi di questi omogenizzati anche per chi non ha denti ma anziani, perché c'è tutto il tema delle cure mediche, cioè oggi c'è una povertà sociale che l'ultima indagine di Istat presentata 1 o 2 mesi fa insomma l'ha molto fatta emergere, e questa non può avere una risposta solo legata appunto al volontariato. Bisogna sia lavorare sul tema sociale dal punto di vista anche sanitario, per permettere a tutti di poter avere il necessario, che sono le cure mediche e ovviamente tutta l'alimentazione, tutto quello che è necessario. Ma tu per pensa, vivere. scusa se ti interrompo Gabriella, ma vorrei far capire a te e anche a casa come funziona. Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere un già primario di maxillofacciale, che è il dottor Giovanni Mazzoleni, che è venuto anche ospite più volte qui a Sveglia Veneti, un leader nel suo lavoro, che adesso è andato in pensione, però si era messo a disposizione sia con personale che con i macchinari, tutta l'attrezzatura, per curare le famiglie che arrivano al Banco Solidale, curare gratuitamente le persone che arrivano al Banco Solidale che hanno bisogno di avere la bocca un po' in ordine, diciamo così. E allora io da diversi anni ho fatto questa richiesta, adesso l'ho rifatta anche nel progetto che ho preparato per la Regione. Ho fatto questa richiesta se per cortesia potrei avere uno spazio che c'è, anche a piano terra, per dare la disponibilità a questo medico così veramente straordinario di aiutare queste famiglie. Lo sai che mi hanno risposto di no? No, ve lo dico tanto che sapete come funziona, perché non c'è la possibilità. Loro, questi enti pubblici, pensano che sia solo loro, tutto loro, sono enti pubblici. Io capisco se non ci fossero gli spazi, dico, cioè non ci sono gli spazi, dove li troviamo? Eppure non funziona così. Allora, se tu fai parte dei cerchi magici, riesci ad avere gli spazi, ve lo dico io. E poi qualcuno mi dirà, ma hai già il Banco Solidale, cosa vuoi di più? No, perché devo avere solo quello se ho la possibilità e la disponibilità di aiutare ancora di più le famiglie? Perché non devo avere questi spazi? Perché sono di proprietà privata un ente pubblico che non si capisce il perché? Ve lo dico perché è ora di finirla con queste storie. Cioè è ora di finire con chi che vuole fare, invece cercano di mandarli via perché dà fastidio. Capisci come funziona, cara Gabriella Chiellino? Ecco, sono venuti i preti, ma i politici non si fanno vedere perché hanno paura di pestarsi i piedi tra di loro, hanno paura di togliere la visibilità, non si sa di cosa hanno paura, però hanno paura del mondo del volontariato, hanno paura di queste persone che vogliono mettere a disposizione la loro bravura. Qui stiamo parlando di un'eccellenza poi del territorio, perché una vera eccellenza,
Capisci che bisogna anche iniziare a parlare quando io dico che ci vuole aria fresca, i cambiamenti, forse anche col cambiamento riusciremo a fare qualcosa, perché se continuiamo a chiuderci, a fossalire sempre gli stessi, sempre i soliti, qua questi diventano sempre più arroganti, poi l'arrogante sono io perché mi faccio rispettare. Ma funziona così? Secondo te può funzionare? Ma non lo dice solo la Mirella, lo dicono anche le 120 associazioni di volontariato che abbiamo creato questo villaggio solidale, che non ne possono più. Siamo in tanti ma divisi. Per arrivare a certi tavoli devi fare parte solo di cerchi magici, se no non sarai mai invitato. Ma può funzionare così il mondo del volontariato, cara Gabriella Chiellino? Non c'è un inquinamento anche del sociale che fa veramente ribrezzo? Mirella, tu sai che quello che dici lo condivido, sai anche che io oltre ad avere un'azienda ho fondato un'associazione anch'io per motivi anche legati sia a voler parlare proprio di conversione all'ecologia nelle scuole con i ragazzi, e poi sai che io ho creato e sto creando una comunità familiare e sono entrata, io in questo momento vivo a Mestre, a Venezia, sono entrata anche nel sistema sociale, insomma ci vivo qui e ci lavoro da più di 20 anni. Io quest'estate stavo battagliando perché la povertà sociale è aumentata di molto anche in questa città di Venezia come in tante altre, una città metropolitana, e abbiamo un grande tema della casa oltre della questione alimentare, quindi sanità, problema di farsi delle visite mediche e problema di avere una casa a prezzi calmierati. Io ho 3 donne, per dirvi piccoli numeri, però anche a me piace stare coi piedi per terra e capire le problematiche sociali, e che non troviamo una casa, una stanza dove poter vivere, perché qui ci sono tutti gli affitti turistici e per cui non ci sono possibilità di trovare case a prezzi calmierati in una città dove il lavoro c'è, qualche volta mal pagato eccetera, ma il lavoro c'è e non si trova dove poter far vivere delle persone, e quindi ci sono emergenze sociali importantissime. Come dici tu, anche nel tema della casa non c'è un coordinamento tra le associazioni e ce ne sono di tante, io ne ho conosciute in questo periodo. Gabriella, ti incredibili. fermo un secondo solo perché abbiamo Marco da Padova, se no mi cade la linea, ma poi riprendiamo subito. Vai Marco. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego Marco. Niente, io penso che le associazioni speculino praticamente sui volontari. In che senso, scusa, in che senso? Chi è che specula? I presidenti parli? Tutte le associazioni praticamente sui volontari. No, ma non capisco, spiegati bene, perché il volontario fa il volontario, non è obbligato a fare il volontario. Praticamente le cooperative sono cooperative e sono pagati, spiegami. Speculano e comunque le case di riposo. Vai, abbassa la televisione, devi solo parlare al telefono Marco. E praticamente. Ma tu cosa fai Marco, scusa, tu cosa fai? Fai il volontario? Pronto? Fai il volontario Marco? Sì, faccio il volontario. Su un'associazione o una cooperativa? Tu cosa fai? Fai il volontario? E le case popolari dovete darle agli italiani. No, ma non saltare da un paleo in frasca, cioè fai il volontario su un'associazione. Marco, devi abbassare la televisione completamente e parlare solo al telefono, Marco. Abbassa completamente la televisione. Grazie. Allora, Pronto? capite quando dico che c'è una confusione immane, anche grazie Marco, ma
ho capito che sei una persona che vive un'associazione con disagio, perciò non sei obbligato a fare il volontario, puoi anche andare via e cambiare anche associazione. Si può sparare nel mucchio e dire che le associazioni speculano sui volontari, non si può, perché non è vero. Se è vero, fai nome e cognome dell'associazione, perché funzionerebbe così. Ecco, non si può sparare, fare una telefonata e sparare nel mucchio. Se tu non ti trovi bene in questa associazione, ti reputi volontario, cambi, perché il volontario non è pagato, non è pagato. Allora, se c'è qualcosa che non va, devi avere il coraggio di dirlo, di rifarlo. Allora, adesso andiamo in pubblicità e poi riprendiamo. Pubblicità. Per Martino Pelli non ci siamo autodenunciati, perché è Martina che ha denunciato lo Stato italiano per la tortura che ha dovuto subire in questi anni di attesa e nell'essere costretta ad andare in Svizzera. La denuncia contro la sanità, il servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia, che ha dato delle risposte e dei dinieghi in linea con le posizioni politiche del Presidente della Regione Fedriga e che hanno portato a una totale negazione dei diritti di Martino Pelli. Martino Pelli, prima di andare in Svizzera e accedere al suicidio assistito, ha depositato tramite la sua procuratrice speciale Filomena Gallo, avvocato e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, una denuncia querela nei confronti dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Sontina, dalla quale aveva ricevuto 3 dinieghi all'accesso al suicidio medicalmente assistito. Pelli ha contestato 2 reati principali all'azienda sanitaria: rifiuto di atti d'ufficio e tortura. La donna triestina di 50 anni, da oltre 20 malata di sclerosi multipla, ha accusato la SUGI e i medici della commissione di aver rifiutato di svolgere atti dovuti per legge. Ecco quanto è emerso questa mattina durante l'incontro con l'associazione Coscioni. La Corte Costituzionale ha chiarito con valore di legge che trattamento di sostegno vitale include trattamenti forniti da caregivers e familiari. In più Martino Pelli era dipendente dalla macchina della tosse, dal catetere, da pesantissime terapie contro il dolore. Quindi credo che di fronte alla sua condizione non ci fosse nulla da interpretare. Poi il dito puntato sul presidente della regione Fedriga, che, afferma l'associazione, avrebbe una grave responsabilità politica per il calvario di Martino Pelli. E ovviamente stiamo parlando di un altro piano. La responsabilità del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è di avere detto e fatto tutto il possibile dentro e fuori dal palazzo per opporsi al diritto alla libertà di scelta delle persone che chiedono di essere aiutate a morire, impedendo con la sua maggioranza l'approvazione della legge di iniziativa popolare che avrebbe consentito di non dover aspettare anni dentro e fuori dai tribunali per ottenere una risposta. Più chiaro di così non poteva essere Luca Coscioni. Doveroso salutare Martino Pelli, che ho avuto l'onore di averla ospite proprio a Sveglia Veneti, perciò sentivo proprio il bisogno di dare l'ultimo saluto, abbraccio a questa incredibile guerriera che ha cercato, come altre guerriere, di far capire l'importanza di una legge chiara, di una legge che dia dignità a queste persone che stanno patendo dei dolori immani, il corpo non risponde più, la testa è normale, pensate come se vi chiudessero su una bara con la testa fuori, pensate, è una cosa vergognosa che ancora si discuta e se non si arrivi all'obiettivo, il rispetto e la dignità della persona. Allora Gabriella Chiellino, come commenti questo servizio Tu donna guerriera, ecco, che capisci l'importanza di essere vicini, perché ce ne sono tantissime che in questo momento stanno ancora soffrendo e che la politica non si decide perché ha paura di perdere i voti. Questo è il problema, paura di perdere i voti, eppure anche Papa Francesco aveva lanciato un assist. Allora cosa dici? Poi ti lascio perché so che devi lasciarci. Prego Gabriella Chiellino.
Su questo argomento qui io in questi anni sono molto vicina a un'altra associazione proprio per aver vissuto con amici il tema del fine vita e quindi ho conosciuto la realtà delle AVAPO distribuite nel territorio nazionale, sempre fatte da medici volontari e da volontari, che sono quelle associazioni che si occupano proprio delle fasi finali di situazioni veramente pesanti e quindi io ho un grande rispetto della vita e della morte e perché penso che sia tutta una questione di relazioni d'amore. L'importante è accompagnare e seguire queste persone perché non si sentano sole. Oggi il tema anche delle cure palliative è un tema fondamentale che ritengo non si possa anche questo stare in piedi solo per il sistema dei volontari perché ripeto, in quelle situazioni lì la cosa più importante è il non sentirsi solo, ma è sentirsi accompagnato con delle relazioni. Il tema del fine vita è un tema molto importante che mette anche me di fronte a delle domande importanti e il passaggio dalla vita alla morte, ripeto, deve essere fatto con tutto rispetto e con il sentirsi amati ora e dopo. Per cui io l'ho vissuto, Mirella, dal punto di vista delle associazioni che stanno accompagnando queste persone e ho trovato sempre veramente una grande disponibilità in medici che anche dopo l'orario di lavoro danno supporto a queste situazioni oltre che volontari. Quindi io spero che il sistema sanitario e sociale possa riconoscere che non andiamo solo avanti con un sistema privatistico, perché questo poi il tema che ci preoccupa, perché oltre a queste scelte estreme di grande dolore ci sono molte altre persone che rischiano di non poter essere curate in situazioni in cui si può fare ancora molto, per cui anche tu lo fai con la trasmissione, di continuare a difendere la sanità e la dignità delle persone con delle cure pubbliche, perché il sistema solo privato non permette a tutti di poter essere curati. L'ultima domanda, poi veramente ti lascio. L'obiettivo di questo Giubileo dei giovani, ecco, cosa ti aspetti? Prego, cosa senti che i giovani vorrebbero chiedere? Ecco, qual è il futuro che loro vorrebbero, anche il futuro green? Prego Gabriella, poi ti saluto veramente. Allora, i ragazzi, infatti ti ho promesso a settembre magari in trasmissione di accogliere loro, sono in grande ricerca, hanno bisogno di essere ascoltati e hanno bisogno della nostra fiducia. Non è che ne dobbiamo parlare come se fosse il ghetto dei giovani, in realtà sono persone piene di voglia di emergere, di uscire, di poter raccontare di loro e di poter fare. Quindi ho trovato persone molto vive, vivaci, che tante volte noi descriviamo come se ci fossero solo problemi. In realtà sono lì a Roma a cercare l'amicizia, a cercare qualcosa di più grande, a cercare quella speranza. Si chiama Giubileo della Speranza, che in ogni città poi ha ovviamente la possibilità di essere vissuto nelle basiliche, e in questo passaggio, questo segno di passaggio alla Porta Santa che anche noi abbiamo fatto assieme a loro proprio ieri mattina, e questo desiderio di voler emergere in un mondo che tante volte li soffoca. Loro hanno bisogno di essere ascoltati e di vivere di relazione con noi adulti. Cerchiamo di raccontare le nostre esperienze, ma loro hanno bisogno di vivere le loro. Dobbiamo occuparci di fargli vedere la bellezza di questo nostro territorio, la bellezza di questo mondo che ha necessità di avere l'energia e la forza dei loro cuori e delle loro menti. Io ne ho conosciuto veramente di incredibili da tutti i paesi del mondo. Avevo mandato proprio un video, se riuscite a magari lo possiamo anche trasmettere a settembre, perché veramente c'erano tutti i paesi del mondo che si sono riuniti a Roma per parlare di speranza e per cercare un qualcosa di più grande che li accompagni
accompagni nella vita e gli faccia vedere che è possibile poter fare qualcosa di buono anche su questa terra. Allora Gabriella, io ti aspetto a settembre, ma ti aspetto anche con un gruppetto di giovani, così sentiremo anche loro. Spero, se riesci a venire in presenza, sarebbe molto bello ascoltare questi giovani, le emozioni che hanno provato. Alla fine, ecco, che la somma qual è stata, mi farebbe veramente piacere, perciò ti dico già preparati che a settembre ci sentiremo con questi ragazzi per capire l'importanza di questo giubileo del 2025 con i giovani. Grazie veramente, grazie Gabriella Chiellino. Buona estate. Grazie, ciao, imprenditrice Mirella, che si occupa di ambiente e di inquinamento. Abbiamo sentito un inquinamento psicologico che preoccupa anche lei. Pubblicità. Sicuramente un caso toccante. Siamo con altri due graditissimi ospiti, però non va male neanche questo assaggio di Martina Pelli che abbiamo visto, questa guerriera che finalmente ce l'ha fatta ad avere la sua libertà, quella che voleva, però ha dovuto andare in Svizzera perché qua la politica non riesce ancora a capire che bisogna che legiferi sul fine vita, che ci sia una legge chiara che permette a tutti di decidere della propria vita e non che sia qualcun altro che decide di quando devi morire. Poi però con le guerre qualcuno decide, non serve fare tante carte, schiacciano un bottone, paf! Saltano parare ospedali, chiese, di tutto e di più, ma là non serve che scrivi se vuoi morire o vivere. E questa è la situazione. Una situazione anche che noi capiremo questa mattina, che qualcuno vive quotidianamente dopo essere stato aggredito all'improvviso, senza nessun motivo, in un paese anche straniero. Io ringrazio veramente, ma veramente grazie a Sinu e Pianella. Grazie di essere qui, Sinue, veramente, guarda, ti ringrazio di cuore perché sarà un racconto drammatico, toccante, quello che racconterà Sinue, come si ritrova dopo questa aggressione. Ringrazio anche l'assessore Francesco Biasin, assessore ai servizi sociali di Silea, di essere qui insieme a Sinue per far capire l'importanza del sociale, dell'ascolto, di supportare anche queste persone nel momento che sono molto fragili, non è facile. Allora, Sinue, cosa ci racconti? Cosa è successo? Intanto quanti anni hai? Allora, 37. È successo questo fatto quando è successo? L'incidente nel 2017. Nel 2017. Allora, sì. Cominciamo dall'inizio. Cosa è successo? Allora io ero in pausa pranzo, vivevo a Londra e avevo il cane, da poco ho preso un cane che me lo portavo a lavoro con me, facevo il falegname, quindi avevo la mia falegnameria e facevo mobili su misura. E da quando avevo il cane avevo iniziato in pausa pranzo, siccome c'era un bel parco vicino al lavoro, lo portavo in pausa pranzo, andavamo a fare una passeggiata col cane. E quel giorno infatti un'amica è venuta a trovarmi al lavoro e in pausa pranzo ho detto andiamo a fare una passeggiata col cane. Eravamo al parco, tranquillamente, un ragazzo è arrivato chiedendomi soldi. Io gli ho detto che non avevo niente e apparentemente è andato via e basta. Anche dopo un po' è tornato e mi ha aggredito. E io mi sono risvegliato in ospedale. Ti sei risvegliato in ospedale, Sinue. Cos'è questo risveglio? Nel momento che ti rendi conto che non è più il Sinue di prima, che c'è qualcosa nel corpo che non va più come prima. Cosa è successo? È stata dura molto accettare quello che era successo ma soprattutto accettare quello che ero diventato. Perché io sono sempre stato uno sportivo e amante del lavoro che facevo e improvvisamente realizzare che non posso più fare tutto come lo facevo prima perché il non è stato non facile. Funziona? Sì, perché
Cioè, adesso ho recuperato molto, però il primo periodo ero in sedia a rotelle e camminavo col bastone perché non riuscivo neanche più a camminare. Cioè, hai avuto un'aggressione di quelle veramente toste, di quelle che lasciano il segno? Abbastanza, sì. E cos'è successo? È stato individuato questo ragazzo, la legge, perché qui parliamo di Londra, cos'è successo? Ma lui è stato arrestato subito, perché poi dopo l'aggressione mi ha rubato il cellulare, che ha usato poco dopo anche, quindi non proprio una furbata, e quindi sono riusciti a rintracciarlo subito, l'hanno arrestato e adesso lui è ancora dentro. In carcere? In carcere, sì, Stiamo parlando del 2017. Sì, esatto. Sì. Perciò secondo te riesci ad avere un po' di giustizia con questo carcere, oppure ti aspettavi qualcosa di più, oppure vedi quello che succede in Italia e anche queste aggressioni, ma tutto sommato poi sono libere, poi ne parleremo anche della difficoltà dell'assessore. Vedi che c'è una differenza anche come legge inglese e legge italiana? Sì, no, infatti, tra virgolette, sono quasi felice che sia successo lì, perché sono sicuro che appunto la legge sarà applicata e pagherà quello che dovrà pagare, giustamente. Allora, Assessore Biasin, anzi andiamo a vedere subito l'intervista di Francesco Biasin, così lasciamo un po' respirare Sinue, che ringrazio molto, perché guardate che raccontare e rivivere quei momenti noi ascoltiamo, ma lui che li rivive non è cosa facile, neanche spiegarli, perciò ti ringrazio veramente, perché per te vuol dire rivivere quei momenti, e io veramente ti do un abbraccio a nome di tutti, anche quelli che sono a casa, per avere il coraggio di capire che forse bisogna che acceleriamo in qualcosa e chi sbaglia deve pagare, non c'è la pena, deve essere certa. Ecco, politici, ascoltate anche Sinue, visto che oggi è sabato, siete a casa, mari al mare, con le gambe per aria, ecco, cercate di ascoltare che dovete accelerare. Allora, andiamo a vedere l'intervista dell'assessore Francesco Biasin, che se abbiamo fatto questo villaggio solidale è merito suo, il nome l'ha inventato lui, perché bisogna dirlo, però la voglia invece di sociale diversa, di un sociale che fa squadra, di un sociale che si mette in prima linea per cercare di unire le forze e di aiutare le fragilità. Questo è lo scopo. Andiamo a sentire l'intervista di Francesco Biasin, assessore sociale a Silea. Finalmente è arrivato l'assessore Francesco Biasin, l'assessore che con il sindaco Rossella Cendron, devo dire grazie, assieme a Paolo Battistini, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, hanno creato questo bellissimo evento. Perché questo evento? Perché in questo posto bellissimo, e quale messaggio dobbiamo dare con questo evento? Sì, buongiorno a tutti. Questo è un percorso che è iniziato da un po' di tempo in realtà, perché il sogno del villaggio solidale viaggia da un po' di anni. Il nostro sogno è mettere insieme le associazioni con un unico obiettivo, che è quello sia di aiutarsi, ma anche di essere risorsa veramente per i cittadini. Quello che dico sempre è che passare di qua non è conoscere un'associazione, ma è attivare un'opportunità. I cittadini possono incontrare delle associazioni e utilizzare bene il proprio tempo, il tempo libero, che è prezioso, però è per quello doppiamente va gestito bene. Quest'anno abbiamo fatto una scommessa importantissima, che è quella di allargare e di raccogliere un'eredità che era la Sagra della Sardea, che era storica qui a Silea, e di trasformarla in un villaggio delle associazioni. Voi capite che il cambiamento va sempre gestito, ma noi siamo profondamente felici, perché quando si punta sul sociale si fa veramente si fa bingo di solito. Oggi sono qua con i nostri volontari del comune, che sono i primi, sempre in prima linea, e tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarli, dove c'è da aiutare noi ci siamo, e credo che il principio del villaggio solidale sia proprio questo, rendersi sempre disponibili 24 ore su 24 rispetto a chi ha bisogno, perché è un'opportunità più che altro, è proprio un'opportunità, è gestire bene il proprio tempo e non darlo agli altri. Allora, l'obiettivo del sociale. Qual è l'obiettivo del sociale, dei servizi sociali? Lei è assessore su un comune anche molto vivace, perché ha ritenuto opportuno di dire bisogna unire le forze. E come? Creando un villaggio, creando delle opportunità che solo il mondo del volontariato può dare, anche perché è gratuito, cioè non chiedono soldi per arrivare. E l'unica cosa anche molto bella che vedo è che avete messo a disposizione gratuitamente gli spazi, perché non sempre è così, cioè fai volontario e devi pagare anche
anche di spazi, già paghiamo abbastanza a mio avviso per fare i volontari, che è una cosa inaudita, tanto è vero che giriamo, lo dico tutte le mattine, col commercialista, pensate voi come siamo presi. Qual è l'obiettivo di questo villaggio solidale? Dov'è che dovremmo centrare e concentrare proprio tutte le forze? Intanto sì, buongiorno a tutti. L'obiettivo del sociale è la cura che vuol dire veramente delle persone. Io lavoro ormai da 30 anni nel sociale e mi ricordo che la mia motivazione, che tra l'altro io ho fatto ragioneria, avevo fatto tutt'altro tipo di esperienze, poi ho capito che effettivamente stare vicino alle altre persone, soprattutto quelle che hanno in determinati momenti della vita, perché non è per sempre, bisogno, regala qualcosa di incredibile. Io in 30 anni devo ringraziare il sociale, perché ha dato molto di più il sociale a me che io a loro, a chi ho conosciuto. Io e Mirella ci siamo conosciuti con dei ragazzi disabili un po' di anni fa. Diversamente agili, li chiama Mirella. Diversamente agili. E già lì io e Mirella avevamo capito che loro erano una risorsa immensa, perché poi a livello relazionale loro danno tantissimo. Qual è l'obiettivo dell'associazione di volontariato? Questo, di curare gli altri in maniera intelligente, trasversale, trasparente, senza, chiaramente, però va detto, senza interessi economici, perché va detto anche questo, e ricostruire quella comunità che probabilmente forse adesso abbiamo perso, che è quell'aiuto che noi possiamo dare agli altri e gli altri a noi. Uscire di casa e sapere che non ti succederà nulla, perché comunque tutti ti conoscono e sei in un ambiente sicuro e dove che qualsiasi cosa succeda, anche se stai male, qualcuno se ne accorge, vai dal barista e lui se ne accorge, e hai l'associazione giusta che in determinati momenti della vita, e ce ne sono di tosti, perché grazie al Villaggio Solidale noi abbiamo conosciuto delle associazioni veramente importanti, che curano, e non faccio neanche nomi, però che veramente curano le persone in determinati momenti della vita, e c'è veramente bisogno di quello, perché la vita è questo, cioè, non c'è altro. Prima ha chiamato Marco, che voleva anche intervenire, ma abbiamo capito e ho detto che bisogna stare attenti quando si parla e non sparare nel mucchio, perché lui dice, ecco, il volontariato specula sui volontari, le associazioni speculano sui volontari. Allora io ho risposto a Marco che non bisogna sparare nel mucchio, se lui si ritiene un volontario e si trova male in questa associazione può andare via, perché il volontario non deve essere pagato, il volontario regala il proprio tempo libero all'associazione nella quale crede. Ho detto a Marco, se non ti trovi bene te vai da un'altra parte, che ce ne sono un'infinità di associazioni anche per bene, perché non si può sparare nel mucchio. Però non do neanche torto a Marco, perché? Perché c'è tanta confusione, non sappiamo neppure noi chi siamo, cosa facciamo, poi tutti facciamo tutto, alla fine troviamo le fragilità in grave difficoltà. Allora, Assessore, non sarebbe il caso, anche lei in politica naturalmente, perché è così, che anche la politica riuscisse a capire di fare chiarezza su quello che è il mondo del volontariato, invece di cambiare continuamente nomi e stare fermi perché non risolviamo niente. Capire, visto che siamo tutti regolarmente iscritti anche in regione, la maggior parte, oppure ai volontari insieme, ci sono queste organizzazioni, di capire chi siamo, chi fa cosa e come può aiutare quell'associazione. Non di tutti quanti danno la borsa, tutti quanti hanno i pulmini, tutti quanti portano gli anziani, tutti quanti fanno sport, no. Ognuno deve avere il ruolo che gli compete e fare quello che riesce a fare, o sbaglio? Prego. No, è assolutamente giusto, perché poi è anche vero che le associazioni di volontariato sono dei sistemi economicamente anche importanti, perché se vuoi aiutare le persone in determinati momenti della vita devi comunque avere anche determinati soldi, ed è lì secondo me che va ben chiarita la cosa. Non ci sono associazioni di serie A e non ci sono associazioni di serie B. Il Villaggio Solidale, che è l'idea di base, al di là della festa della Sardegna, di creare questo momento di aggregazione eccetera, è questo, cioè è mettere insieme le associazioni e capire che il volontariato è il comune denominatore di tutte quante le associazioni, e che la cura, io lo ripeto, ma la cura agli altri deve essere l'obiettivo di tutti quanti. A volte si dimenticano di questo, perché poi entri in determinate dinamiche di aiuto, di rappresentatività, anche lì allora io vengo, tu sei più rappresentativo di me, perché poi ti arrivano i soldi in determinate sagre e quant'altro, associazioni, bandi,
anche i bandi regionali. Mirella, parliamo dei bandi regionali. Cioè, i bandi regionali, a mio avviso, non devono essere calati dall'alto su determinate necessità che la regione ha perché vede che ha determinati fondi, eccetera. I bandi regionali devono essere canalizzati in base alle necessità che hanno le associazioni, perché se in determinati momenti della nostra storia sociale vediamo che i ragazzini di 16 anni spaccano tutto, concentriamoci là. E soprattutto concentriamoci là, però non con 2 milioni di iniziative che in realtà poi danno tanta rappresentatività a chi le porta avanti e basta, ma cerchiamo di canalizzarle in maniera seria. Allora, grazie Assessore. Sinue, quello che traspare però ormai, io direi che sono anche diversi anni che un po' alla volta queste persone hanno alzato l'asticella con l'aggressività. Ecco, ne vediamo sempre di più, ragazze e ragazzi, anche adulti. Abbiamo iniziato questa mattina con quel servizio di questa mamma che assieme alla compagna del figlio lo hanno fatto a pezzi, lo hanno messo su un bidone, gli hanno messo la calce, un disastro totale. Ecco, cos'è l'aggressione per te? Cosa hai visto in questo ragazzo? Tu l'hai più incontrato, l'hai più rivisto? No, ecco, io non quanti l'ho più anni visto. aveva questo ragazzo? Giovane, no, adesso non mi ricordo, ma più o meno aveva la mia età. Sì, una trentina. Sì, una trentina d'anni. E era drogato, secondo? Mi hanno detto che sì, in quel momento era sotto effetto, sì, sostanza. Cos'è l'aggressione, tu che l'hai subita, per una persona poi che la subisci in maniera importante come è successo a te? Cioè rivivere quei momenti, come hai spiegato, è drammatico perché è un trauma che non passa mai, cioè lo metti da una parte però ogni tanto riaffiora, ti fa diventare anche più sensibile, riesci a capire di più che la vita è un bene prezioso, che tutto sommato ti è andata anche bene perché poteva andarti anche peggio. Sì. Ecco, cosa vuoi raccontare, Sinue? Sì, beh, sicuramente da quel punto di vista mi ha aperto gli occhi tantissimo per rendermi conto di... Cioè, non apprezzavo prima il quanto fortunato ero a stare bene, ad avere tutto quello che avevo. E che è vero che la salute è fondamentale nella vita. Bisogna prendersi cura di se stessi e bisogna avere rispetto. Quando sei rientrato in Italia non eri più quello di prima, il lavoro l'avevi lasciato a Londra, dovevi riprenderti in mano la vita. Ecco, chi è che ti ha aiutato? Qual è stato il supporto fondamentale che hai avuto e da chi? Beh, sicuramente la famiglia, perché senza la famiglia non sarei riuscito a fare niente. Quindi è fondamentale, purtroppo... Cioè il papà, la mamma, la sorella. Mia allora, mamma. Li ringraziamo, visto se ci sono, che ti stanno guardando. Sì, ovviamente, grazie a mamma e grazie a Jessica, che sono state la mia sorella, che è qua anche la che sorella. È qua, esatto. Fondamentali, sì, perché altrimenti... E ovviamente tanti amici che avevo e che fortunatamente ho ancora e che continuano ad aiutarmi quando ho bisogno. Avete capito che c'è questa forma di amicizia. Pensa, Sinue, che io ho avuto dei ragazzi, degli studenti in 2 o 3 fasi di Sveglia Veneti e ho chiesto a loro le 3 cose principali che per loro sono importanti. Ho fatto un piccolo test veloce qui. Non erano domande preparate perché, come vedi, non ne ho neanche una, ho solo i video che devo mandare e gli ospiti. Allora, indovina cosa hanno messo? No, anzi, lo chiedo all'assessore prima. Allora, Assessore, secondo lei, l'ho dato 3 numeri, primo, secondo e terzo posto. Secondo lei, il primo posto cosa hanno messo? Ma come importanza? Sì, per loro. Cos'è importante nella vita per loro? Probabilmente il futuro. Poi, secondo? Probabilmente anche... No, ce l'hanno loro la salute, perché poi non andiamo a scontare. E dopo, vabbè, ma questa è una lettura un po' da adulti, io credo anche di essere visti. Visibilità. Visibilità. E ma poi il terzo? Non lo sa? Non mi viene. Sentiamo Sinue, secondo te cosa hanno detto questi ragazzi in varie fasi di Sveglia Veneti, non lo stesso giorno, perciò non si conoscevano tra di loro? Essere felici. Primo posto, cosa secondo te hanno messo? I soldi. Secondo? Credo. La notorietà. Terzo?
la ragazza o ragazzo, dipende, comunque compagno. Avete sbagliato tutti e due. Allora, primo posto la famiglia, secondo posto la scuola, terzo posto l'amicizia. Guardate che fanno riflettere queste parole, perché io ho visto che si parlavano tra di loro e condividevano, e poi li ho ripetuti, e anche gli altri, senza sapere di questi, perché non lo sapevano, mi hanno dato le stesse risposte. Non pensi, Sinue, che forse, lo chiedo anche all'assessore, sia giunto il momento di ascoltare di più? Tu poi all'improvviso hai incontrato Francesco, che tu conoscevi, ecco, hai cercato anche di aprirti con lui, di raccontare questo fatto, oppure Francesco è venuto a conoscenza? Com'è andata? Spieghi, poi sentiremo anche l'assessore Biasin. Sì, è venuto, poi ovviamente conoscendoci ne abbiamo parlato, però inizialmente lui è venuto a conoscere la storia. È venuto lui da te? E poi un po' alla volta, insomma, siamo Cosa vuol conosciuti. dire per una persona in quel momento capire che anche le istituzioni in qualche modo ti sono vicine, ti ascoltano, cercano di supportarti, perché sì la famiglia, sì l'amicizia, ma poi c'è un supporto amministrativo che deve essere fatto, perché con la burocrazia, con tutto quello che devi fare, hai bisogno anche di questo, o sbaglio? È fondamentale, sì. È fondamentale. Sì, perché altrimenti si è da soli. Io per fortuna ho avuto un grande supporto familiare, però poi comunque è importantissimo. Bisogna che ci siano queste porte aperte. Sì. Ecco, avete capito perché gliel'ho chiesto. Assessore, allora vogliamo aprire queste porte, vogliamo dire alla politica che così non si può andare avanti, che non avete i numeri per affrontare le difficoltà che tutti i giorni vivete, che bussano alla porta, oppure quando uscite dall'ufficio che incontrate, perché sono tantissime, sono famiglie per bene. Prima ho fatto vedere un'intervista a una persona che viene al Banco Solidale, sono persone che nonostante lavorano non ce la fanno più, gli stipendi sono fermi, le pensioni non ne parliamo. Abbiamo sentito il caso di Nadia, che poi anche lei ha cercato in qualche maniera di supportare, anzi mi farebbe piacere che lei dicesse anche l'opportunità che ha Nadia, però a mio avviso, assessore, oltre a fare dobbiamo mandare 2 righe a casa. Bisogna fare le famose letterine di Natale. Noi siamo questi e facciamo questo. Hai bisogno? Questi sono i numeri dai quali rivolgerti. Forse ritornare un po' al cartaceo non sarebbe proprio così male, visto come siamo messi. Andiamo nella luna ma non avevo neanche a banda che funziona, cioè una roba, la connessione. Prego, assessore. Allora, spieghiamo a Nadia che dice: io sono a casa, avrei piacere di andare anche al centro anziani, ma da sola non ce la faccio. E quante Nadie ci sono a casa da sole che vorrebbero magari anche diventare volontarie, chissà. Cosa dice, assessore? Allora, spieghiamo cosa ha messo in campo il comune di Silea con l'assessore al sociale. Sì, noi da un po' di anni abbiamo l'accompagnamento, che molti comuni ce l'hanno. Adesso attualmente è gestito dall'Auser Polaris, dove in realtà il comune garantisce il trasporto. Ma purtroppo questo non basta e cerco di spiegarmi. Tante volte noi facciamo delle iniziative, tantissimi comuni fanno milioni di iniziative, però non arrivano a chi ha veramente bisogno. Perché quello che passa e quello che serve è la relazione che si hanno con le persone. Ora colgo l'occasione perché a proposito di relazione, tra l'altro sono qui in mezzo a 2 grandi amici, una un po' più storica, e Sino ci siamo conosciuti da un po' di mesi, ed è diventato mio collega, tra l'altro. Adesso lui lavora con noi allo IAF e so che tutte le colleghe poi... Cos'è lo IAF? Diciamo che queste sigle che... perché brava, tutti dicono le sigle, ma a casa dico cosa sia sta roba? Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori, che ha la sede a Viale Dalviano, quindi se voi venite a Viale Dalviano c'è Sinue che apre la porta, e non solo apre la porta ma la apre con la relazione, ed è quello che a noi ha spiazzato, perché poi in Sinue abbiamo trovato veramente un amico. Parlavo ieri con la nostra coordinatrice e che mi diceva: guarda, adesso probabilmente ci spostiamo eccetera, però Sinue deve venire con noi, perché è lì il valore delle persone. L'istituzione tante volte si ferma invece a ok, c'è il SIL, c'è lo IAF. SIL, cos'è il SIL? SIL è il servizio di inclusione lavorativa, sempre dell'ASL, dove in realtà chi ha determinate difficoltà lavorative
trova una strada prioritaria rispetto alle aziende o anche a determinati enti pubblici. A parole. No, ma infatti fai bene a riprendere, Mirella, il discorso delle sigle, perché è lì, cioè poi se noi ma anche come comune, io lo vedo con l'assessorato nostro, fai telefono amico, bellissima iniziativa che noi abbiamo, dove in realtà chiunque può chiamare e trova una voce amica per chiedere determinate aiuto, eccetera. Passa il progetto, fai il WhatsApp, fai l'articolo sul giornale, ma poi alla persona non gli interessa, perché nel momento in cui hai bisogno che devi avere chiaro che c'è Mirella, c'è Francesco, c'è Sinue, c'è X che puoi chiamare in caso di aiuto. Ed è la relazione che fa la differenza. A livello istituzionale noi dobbiamo imparare tanto su sta roba. Cos'è la cosa che la preoccupa di più, Assessore, in questo momento, come l'ha spiegato bene Sinue, dove la fragilità la tocchi con mano tutti i giorni, dove veramente con la prevenzione si potrebbero evitare anche certi disastri che vediamo? Ma come faccio a fare prevenzione se non si investe, se non ho soldi, non ho personale? Eppure c'è il mondo del volontariato che dovrebbe riuscire ad arrivare dove la politica non arriva, in attesa che legiferino, che si mettono in testa che bisogna investire, che non costa niente ed è subito pronto. Perché non si riesce a capire che bisogna fare i tavoli col mondo del volontariato tutti? Oggi ho bisogno di questo, chi fa questo? Allora invito le associazioni che si occupano di questo a vedere se riusciamo a dare delle risposte. Perché non si fa questo? Sono i soliti tavoli, i soliti noti, associazioni che magari si occupano di altro, ma siccome fanno parte del cerchio magico della politica sono invitate, ci mancherebbe. Quello che magari si occupa veramente di questo non è invitato, capisce che forse bisogna fare un passo oltre, tanto è vero che hanno chiesto di fare la prossima riunione a settembre per capire adesso di dove andiamo a parare. Il villaggio l'abbiamo messo in piedi, le basi, adesso però bisogna alzare le mura, bisogna costruirlo il villaggio, chi ci sarà, ma bisogna iniziare, prego. Allora, la cosa che mi preoccupa di più è l'insicurezza verso un futuro che è domani. E poi l'altra cosa che mi preoccupa, lo dico anche se non dovrei dirlo, mi preoccupa la politica. La politica è intesa proprio come partitismo, sto di qua, sto di là, sto in centro, sto a destra, a sinistra. La politica, lo dice dal significato di polis, è la cura delle persone, è la cura della città. E io tante volte mi trovo veramente, poi quando sono a casa e finalmente mi fermo, dico, ma effettivamente noi stiamo facendo questo. E come dice bene Mirella, alla fine veramente poi chi sta di qua o sta di là o in quel momento ha altri obiettivi che possono essere elezioni temporanee, eccetera, crea il gioco delle parti e quelli che ne pagano le conseguenze sono i cittadini che dovrebbero essere la politica è polis, è città e noi ci dimentichiamo sta cosa che è fondamentale. Allora andiamo a sentire invece anche cosa dice il sindaco Rossella Cendron in merito a questo centro anziani, perché è molto importante anche le parole che dice. Andiamo a sentire. È arrivato anche il sindaco Rossella Cendron, ma per tutti Rossella nata a Cendon, anzi dove siamo nati? Siamo nati per correttezza all'ospedale di Treviso, Cafoncello, però proprio assolutamente si ricordano tutti di me perché Cendron in via Cendon, come dire, è abitato per lungo tempo proprio qui a Cendon, quindi diciamo che c'è un pezzo di cuore proprio tra queste mura. E abita in via Cendon, come dice il signore. Ecco, cosa vuol dire questo centro anziani, il Passo? Ecco, questo centro che almeno da quello che abbiamo sentito prima, se non ci fosse dovremmo inventarlo, perché loro si trovano bene, stanno bene e ringraziano l'amministrazione per questo. Ma Mirella, ma io dico che chiamarlo centro anziani è assolutamente riduttivo, perché questo è un centro intergenerazionale. Qua appunto si sta bene a tutte le età e il fatto che ci siano magari le persone che hanno più tempo, possiamo definirle così, le persone con più tempo, è un valore aggiunto perché è il tempo che poi dedicano alla comunità nelle varie funzioni, nelle funzioni ricreative, quindi nel fare da centro aggregativo, ma anche appunto per la formazione, perché qua ci sono iniziative importanti di formazione, iniziative sociali, è la sede di molte associazioni, anche degli alpini, quindi davvero una funzione a 360 gradi aggregativa per il nostro comune e per questo dobbiamo ringraziare
e lo ripeteremo sempre, i nostri volontari. Soprattutto davvero, Piera in questo caso, questa donna. Sì, davvero. Volontariato. Davvero il volontariato a 360 gradi e siamo onorati di avere un territorio così ricco. Non posso che ringraziare tutti per l'azione importante di collante che hanno sul territorio. Questo è un grande onore poter essere qui tra loro e condividere questo spirito di comunità. Grazie, veramente grazie Sindaco, e buon lavoro veramente. Grazie a te Mirella, perché non possiamo... certo, ma giovani dentro, giusto? Giovani dentro. E non finiamo mai di ringraziare anche Mirella per l'azione che svolge nel valorizzare le esperienze positive, perché questa è una cosa davvero importante. Siamo intrisi di cattive notizie, possiamo anche dircelo, e invece noi andiamo a cercarci il bello, ed è questo che ci piace. Grazie Mirella, di cuore. Grazie Sindaco, buon lavoro veramente, e grazie anche per questo posto bellissimo. Come promesso, oggi vi porto al Circolo Pensionati al Passo di Cendon di Silea. Questo circolo importante, un ritrovo dove questi diversamente giovani, come li chiamo io e voi lo sapete, trovano questi spazi per ritrovarsi, per giocare, anche per insultarsi, per litigare, però fanno squadra. Sono parecchi, tanti anni che sono qua, andiamo a vedere, ma soprattutto vedremo anche un lavoro antico, vedremo il lavoro dell'Arottino. Ecco, qua stiamo entrando, qui c'è l'assessore Francesco Biasin. Buongiorno assessore. Buongiorno. Come promesso siamo qua per vedere questi diversamente giovani, ma che hanno delle storie importanti da raccontare, e anche il Passo è una storia. Prego. Benvenuti qui a Cendon, al centro Anziani al Passo, che in realtà poi anziani è tutto da dire, qua l'energia è quella di sempre. Quando si entra qua si trovano dei giovani forever, come li chiamo io. E qui ci sono delle storie importanti, c'è la storia un po' della struttura che parte da lontano, dal Friuli, da Resia, e poi ci sono delle storie di tutti quanti i nostri mitici signori che qui vengono ogni giorno, tra l'altro con una puntualità pazzesca. Arrivano qua alle 2:30, 3, e poi rimangono qua fino alle 7, e dopo, ahimè, come dicono loro, devono tornare a casa dalle donne e a prendere le parole. Di solito quanto importante è mettere a disposizione questi spazi, questi locali per queste persone, perché loro hanno bisogno di ritrovarsi? È essenziale, è veramente essenziale. È anche giusto rispettare quelle che sono un po' le tradizioni, e quando parlo di tradizioni penso ai vecchi stereotipi che ormai sono superati, per fortuna, che sono quelli del maschio e della donna. Invece qui è importante lasciare giusti spazi a tutti, quindi anche il gioco delle carte diventa un momento importante per litigare, ma anche per fare delle discussioni importanti. L'ombra di vino chiaramente non manca mai, ma quasi tutti in bicicletta, per cui andiamo sul sicuro, ed è uno dei due spazi importanti che abbiamo noi, perché poi c'è il Parco dei Moreri, dove in realtà lì abbiamo altre attività fatte in maniera diversa, e lì abbiamo ad esempio la tombola con le signore, che sono ormai nostre amiche. E andremo anche a visitare anche l'altro posto di aggregazione, di inclusione, di socializzazione molto importanti. Allora, come primo ospite vediamo l'Arottino. Guardate qui l'Arottino. Buongiorno, c'è anche il Presidente. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, chi abbiamo l'onore di conoscere oggi con questo antico mestiere? Cioè, abbiamo Longhino Lino, che viene già da un paese chiamato Resia, di Stolvizza mi sembra, se non erro, e ha portato giù il mestiere, che ormai è una vita che mi sembra che sia anche stato recuperato da suo padre, che ha ripreso il mestiere di suo padre. Allora, siamo con il Presidente? Scalco Fausto. Allora, cosa vuol dire essere Presidente di un circolo ACLI così importante, il Passo? Perché voi avete veramente numeri. Cioè, è stato il signor Antonio Poloni, che mi ha passato come si può dire, che non c'è niente da fare, mi diceva, ma dai, fai te il Presidente, però quando ti trovi a essere Presidente qua è un impegno non da poco, è un impegno abbastanza grosso da fare. Però si va avanti, vero Presidente? Sicuramente che non ho idea di mollare adesso, perché il tempo
non è facile trovare anche delle persone che prendono il nostro posto, insomma, ecco. È vero. Allora, qui vediamo una foto e vediamo anche un altro ospite illustre, una persona che è venuta anche a Sveglia Veneti. Qui cosa siamo con intanto? Innanzitutto sono il fratello dell'Arrotino e questa Dino Longhino, e sono anche il segretario di questo circolo. Qui cosa stiamo vedendo? Qui vedete mio padre negli anni 50 qui a Treviso. Non riesco a individuare la zona, io presumo attorno allo stadio di calcio di Treviso che sia questo il posto dove stava lavorando lui. Erano gli anni 50 e partiva da Resia, perché noi siamo originari di Resia, te lo avevo già detto un'altra volta, patria degli Arrotini, e non solo. Posso dire qualcosa di Resia dopo magari, così, perché anche lì c'è molta storia da raccontare. E insomma veniva giù dal Friuli con la bicicletta, partiva nel periodo, fa conto, metà gennaio, veniva giù, lavorava, ritornava su a Resia in questi giorni perché tra un po' c'è Sant'Anna è il santo patrono, stava lì un mese con la moglie, i figli e i genitori se c'erano ancora, ripartiva giù i primi di settembre per ritornare a casa l'8 di dicembre. Pensate che vita si faceva? Ripeto di nuovo, una figura così non poteva permettersi l'albergo, non poteva permettersi una casa, un affitto, doveva appoggiarsi a qualcuno. Te l'ho già detto l'altro giorno, c'era una grossa famiglia di contadini, quelli di una volta, sai, che gli davano ospitalità. Lui in cambio faceva qualche lavoretto, il tempo della vendemmia, vendemmiava, il tempo delle pannocchie. Metteva nuovi coltelli? Beh, sicuramente la prima cosa che faceva era quello di mettere a posto i coltelli, e comunque dava una mano anche nei lavoretti dei campi. Lui d'inverno dormiva in stalla, che era il posto più caldo, e nel periodo estivo sotto le stelle? No, non sotto le stelle, ma nel fienile, che era accogliente. Insomma, sempre... se non c'era altro, almeno quello era un posto dove potersi riparare in qualche maniera e avere un punto di riferimento e anche un po' di compagnia. Poi Grazie Dino. Allora, bellissime, ma quanto belle sono queste storie, ma quanto belle sono. Infatti sto pensando a qualcosa per settembre, quando riprenderà la trasmissione. Sinue, cosa vuol dire l'accoglienza, l'ascolto, sentirti a tuo agio? Ecco, tu fai questo, tu fai l'accoglienza. Sì. Io sono stata accolta, no, bene, benissimo. L'assessore mi aveva detto, guarda che ce n'è qualcuno di vivace, molto vivace, non state preoccupando, problemi zero con Mirella. In effetti poi questi vivaci hanno veramente, come detto, poi sentiremo gli orsi che poi diventano agnelli, la prima cosa che vedi è un orso, dopo invece è un agnello. Allora, quanto importante è l'accoglienza quando tu apri questa porta e questa persona ha problemi quando arriva? Prego, Sinue. Esatto, è fondamentale appunto proprio per quello, perché guarda pure sappiamo che dall'altra parte la persona ha dei problemi e quindi è importante farla sentire a suo agio e non aggiungere ulteriori problemi. Non è in quanto anche l'aiuto, io penso, delle volte economico, sì, è fondamentale, è importante, ma l'ascolto, a mio avviso, l'ascolto che dobbiamo dare. È molto più importante dell'aiuto economico, sicuramente. Quanto importante è. E chi è che arriva, chi è che bussa alla tua porta? Cos'è che noti? Chi sono, Sinue? Ma ragazzi anche, o comunque genitori in difficoltà. Giovani o diversamente giovani? Giovani. E qual è la loro difficoltà? Cosa chiedono, Sinue? Passi dall'aiuto economico, ma anche semplicemente aiuti base, anche per spostamenti, per come potersi muovere. Cioè veramente cose che noi diamo per scontate, esatto, ma che purtroppo per certe persone non sono così. Non sanno a chi rivolgersi. Esatto. Tanti numeri, tante persone che dicono ci siamo, ma se io non ti conosco come faccio? Esatto. Avete sentito quanto è importante quello che stiamo cercando di mettere in piedi, sempre se la politica
ci darà una mano, perché non c'è niente da fare, bisogna avere là il supporto, è fondamentale, perché sono enti pubblici, hanno gli spazi, hanno la possibilità anche economica di supportare, di aiutare. E competenze. Prego, Simone. No, e competenze, perché non è facile. Bravissimo. Ovviamente gestire le difficoltà delle persone e trattare con le persone, quindi bisogna avere le competenze per saperlo fare. E meritocrazia. Esatto. Perché bisogna mettere meritocrazia e competenza, vanno a braccetto, Bravo. forse abbiamo bisogno sì. di questo. Abbiamo Nadia, ciao Nadia, eccolo qua l'assessore, vai Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io con mio marito è venuto fuori l'assistente sociale, è venuta fuori l'infermiera, hanno dato tutti la sua valutazione accertata, fatto le domande. Io sto ancora attendendo i soldi che dovrebbero dare la regione ai Cariver. Non so i tempi, non ho più sentito nessuno, basta. Cosa vi avevo detto? Che è tutto bloccato, vi avevo detto ancora tempo fa. Non ho sentito una voce, se non telefono io per chiedere, non sento nessuno. Siamo dei numeri. Non funziona così. Mi hanno detto che dovevano telefonarmi, che c'erano degli incontri, però dovevo andare a Santabona, dove fanno gli incontri, ma io non ho il tempo di andare in giro. Dopo tutto quello che ho, ma non vedo, non so neanche come spiegarmi interesse. Va bene che siamo in tanti, però abbiamo bisogno anche di una parola, di vedere che funzioni, insomma, perché adesso la telefonata la devi fare dalle 9 alle 10 per parlare assieme con quelli dei assistenti sociali, e dal venerdì, sabato, domenica niente, non si sente più nessuno. Siamo qua anche venerdì, sabato, domenica, ma comunque non funziona bene. E poi la commissione alla Madonnina gli hanno accertato 100% di invalidità senza accompagnatoria. Cosa mi dite? Grazie, arrivederci e buona giornata. Cara Nadia, poi la Nadia assessore si deve dividere in due, metà Nadia è a Silea, metà Nadia è a Treviso, perciò capite anche è un bel problema. Infatti lei parlava sempre dei centri di ascolto di Treviso, almeno a quello che ho capito, Santabona, altre realtà. Com'è la situazione? Assessore, come risponde la nostra Nadia? Allora, se dovessi fare il politico troverei un po' di scuse, ma non ce la faccio qua con Mirella, quindi se si rimane in silenzio si soffre, è veramente, ma anche dall'altra parte, perché come dice bene Mirella, cioè, tu sei a Silea e puoi segnalare a un altro comune determinate necessità, però l'altro comune dice ok, però guarda che per certe cose è anche tuo, e intanto le signore aspettano e le necessità crescono, perché poi sono storie in evoluzione, non è che o si aiutano oppure è sempre peso, cioè quello è un po' il significato. Soluzioni non ce ne sono, Mirella, perché poi veramente tu vai a tante volte, ma anche da amministratori si va addosso a dei muri che dici o rimbalzi e quindi diventi come tutti quanti e dici vabbè, tanto ci vado addosso ogni tanto, cerco di trovare e vado avanti, oppure veramente diventa sempre più dura e loro, le persone aspettano, perché è proprio vero, devi rompere le scatole tutto il giorno, devi andare da un ufficio all'altro per qualsiasi cosa. E le situazioni poi in casa peggiorano, sono sempre queste. Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. Sì Mirella, volevo dire che non ci sei la prossima settimana, vero?
No, vado in ferie, vi lascio lì. Ecco, allora oggi ne approfitto per la giornata dei saluti. Allora, ho appena sentito la signora Nadia che ha tutte le ragioni del mondo, perché è una vergogna che si comportino così con i pazienti, perché se ha il 100% ha il diritto dell'accompagno. E gli do un grande abbraccio alla signora Nadia. Coraggio signora Nadia, chissà che ottenga quello che è di diritto di ottenere. E poi Mirella, volevo salutare tutti, il tuo ospite là che ha avuto quella disavventura, che è stato picchiato e tutto, e la grande famiglia di Rete Veneta, tutti i tuoi volontari e l'ingegnere là, cos'è, Iannacopulo, quello che ti permette di stare là, e ci vediamo a settembre, Mirella. E tutti quelli che rispondono al telefono, che sono gentilissimi, tutto il tuo staff, tutti, Mirella, e vi faccio un grande abbraccio a tutti e vi auguro una buona giornata e arrivederci tutti, perché ho nominato la signora Nadia, ma non li posso nominare tutti, vi ho tutti nel mio cuore e quando ritorni ci sentiamo. Ciao Mirella, cara, cara Giulia, un grande abbraccio. Sai Giulia, questo è l'affetto, è riuscire a entrare con questa trasmissione nelle case, nei cuori di queste persone che si sentono meno sole e sinue, hanno bisogno, ecco, avere un punto di riferimento, ecco, alzare questo cellulare, chiamare, parlare, perché sono vivi, ecco. Io voglio far capire, anche quando ho veramente delle eccellenze, anche a livello sanitario, di parlare chiaro come fanno loro, di ascoltarli, di capirli, perché per loro è molto importante. Dico sempre che se siamo diventati così bravi e grandi è merito loro, forse li abbiamo abbandonati un po' troppo. Assessore, lei fa parte di una civica di sinistra, cioè, il sociale dovrebbe essere al primo posto, e in tutti questi anni invece abbiamo visto che nessun partito, e non faccio distinzioni, si è preso a cuore questo tema, e questo fa molto male, perché per curare prima bisogna prevenire, però dopo curi meno, ecco, riesci più a far guarire, ma se lasci invece che la malattia dilaghi, che diventa una metastasi, poi è difficile tornare indietro. Sinue, quello che tu hai vissuto, in quanti anni era che eri a Londra? Allora ero lì da 5 anni. Allora, in questi 5 anni tu hai aperto un'attività, hai trovato il tuo spazio, è molto più semplice, tutto molto più semplificato anche a livello burocrazia per aprire un'attività, ecco, il lavoro com'era, l'occupazione, cosa ci racconti? Perché è importante anche capire cosa vuol dire questi ragazzi che vanno all'estero, ecco, cosa trovano, tu cosa hai trovato ad esempio, come sei stato accolto a Londra? Beh, innanzitutto molto bene da parte del popolo inglese, perché io facevo il falegname e all'estero come artigiani abbiamo una reputazione pazzesca, come è giusto che sia, e infatti spesso non dovevo neanche presentarmi, semplicemente dicendo che ero italiano mi aprivano, che io l'ho trovata una cosa incredibile, mi aprivano la porta e mi facevano entrare. Spesse volte mi capitava che si presentavano chiedendomi proprio: sei ragazzo italiano, vero? Sì. E erano già contenti. Esatto, per loro è sinonimo di garanzia. Avete capito? Questo è merito anche del lavoro fatto da quelle persone che sono andate all'estero, che hanno seminato bene. Beh, sì, chiaro, sì. E soprattutto la burocrazia, com'è la burocrazia? Cioè, per aprire un'attività? Molto più semplice, molto più veloce. Cioè, infatti io l'ho fatto in maniera molto semplice, poi già era la lingua, era il primo ostacolo per me, che la parlavo ma no, a livello tecnico non la conoscevo, però sono riuscito abbastanza semplicemente
a cavarmela lo stesso perché è tutto molto più semplificato. E le tasse com'è? Il caro vita come lo hai trovato? Le tasse non sono bassissime neanche lì, però io ho visto che erano più proporzionate. Cioè lavori ma anche guadagni, Lavoro, non esatto. sopravvivi come succede qua, che lavori tanto e non riesci neppure a sopravvivere. Esatto. Là, lavori, paghi le tasse ma alla fine hai anche un guadagno. Esatto. Sì. Avete capito? È un servizio anche a livello proprio pubblico che funziona. Cioè io penso anche banalmente al servizio pubblico dei trasporti, perché io adesso, che per me adesso è fondamentale perché io adesso non posso guidare, e io lì potevo andare dove volevo con i mezzi pubblici. Qui a volte faccio fatica perché non c'è il servizio, perché non passa l'autobus, perché è in ritardo. O Una anche fermata dell'autobus, facciamo parentesi, una fermata dell'autobus è vicino che lavora, che vive a Nadia, non sarebbe mia mal, però assessore, visto che c'è anche che vive in provincia, che c'è quasi sempre vodo l'autobus, no, dato per far capire che forse anche fare una fermata anche in queste zone, anche perché abbiamo un parco meraviglioso, forse sarebbe più anche usufruibile anche da parte dei ragazzi. Cosa dici tu, a parte dei diversamente giovani magari? Beh, sì. Sì, ad esempio la MOM ha una bellissima iniziativa che insomma va allargata, che è quella della chiamata per necessità, però non deve essere su certi comuni, deve essere veramente per necessità, quindi potrebbe essere che veramente ampliano un attimo il progetto e lo fanno diventare reale. Se un minore o un diversamente giovane vuole andare alla pesca magari alla centrale di Silea, e l'autobus che lo porta, cioè mamma mia quanta fatica che sei, quanta fatica che sei. Per carità. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella. Ciao. E buongiorno a tutti in ascolto e ai tuoi ospiti. Allora, intanto buone ferie. Grazie, ci sentiremo un po' più soli, ma vuol dire che ti aspettiamo con più ansia a settembre. E grazie per tutto quello che fai. Allora, forse le città sarebbero da abolire, perché mi sembra che nei paesi, non in tutti, però un pelo di più attenzione. Io parlo per Padova, da padovana, qua non c'è mai sta un'attenzione per gli anziani, né un tempo, né tantomeno oggi. Qua c'è attenzione e gran soldi per i loro progetti di potere. Queste miliardate, veramente queste milionate di euro e miliardi in vecchie lire buttate al vento per rovinare la viabilità e la possibilità agli anziani di muoversi. Centri pochissimi, ma bisogna arrivargli al centro, perché se abiti in una casa che non ha ascensore, tu hai delle patologie, allora per avere la Croce Verde che ti trasporta, che vuoi l'impegnativo del medico e chi che va dal dottore, eccetera, eccetera. L'Auser ti dice, bene, se sei senza ascensore e se tu non sei completamente autonoma, allora devi essere al piano terra e accompagnata. No, non ho capito. Se ora so il piano terra accompagnata, non ho più bisogno di prenotare l'appuntamento con l'Auser dopo i 3-4 giorni. Il comune è quello che è, cioè è completamente assente, che solo per rovinarti la vita e la viabilità, perché a Padova è sempre stato un disastro di viabilità, adesso è qualcosa di indecente. Con il tram non ci si può più muovere assolutamente, anche la persona che vorrebbe farti un favore una volta al mese e venirti a Torri di cosa, no, è impossibile. Chi è che attraversa Padova? È impossibile muoversi. Quindi cosa voglio dire con la telefonata? Che per i meno giovani o anziani e per chi ha problemi la vita nelle città è veramente un inferno, e chissà che a forza di dirglielo, ormai per me è troppo tardi, però da qua in avanti che ci sia a livello di volontariato, anche a livello di gioventù, che non è che proprio se copa per darti una mano, si vede in difficoltà e ti sarà il portone in faccia per chi è corsa, con una mano, i telefoni e qualche altra, chissà dove chiaga.
Quindi ecco, intanto principalmente volevo salutare te, i tuoi ospiti e dire un grazie a te naturalmente e anche ai tuoi ospiti. Buona giornata. Grazie cara Paola, un grande abbraccio anche da parte mia a tutti voi, lo so che siete in tanti, lo so che mi volete molto bene, lo dimostra il 5 per 1000 che se non ci fosse io tutta sta benzina non ce l'avrei, sarà anche il motore che go forte, però che vuole anche la benzina e questa benzina naturalmente siete voi, vi ringrazio veramente di cuore perché avete sentito anche l'intervista di Angelina che viene al Banco Solidale con gli omogenizzati alla frutta si fanno i gelati perché non hanno i soldi per prendere il gelato e hanno scoperto che con l'omogenizzato si può fare un buonissimo gelato, capite? Ecco anche veramente questa voglia di resistere, di dire ce la faremo, ma bisogna stare assieme e bisogna veramente fare squadra. Allora andiamo a vedere i nostri diversamente giovani che giocano alle carte, però che hanno le idee anche su quelli che sono i giovani, i diversamente giovani che parlano dei giovani e non solo. Andiamo a vedere questi giocatori di carte, la prima parte. Stiamo entrando nella giungla, eccoli qua, stanno giocando a carte, a briscola, a scoppa, giochi veramente che ci ricordano anche i nostri nonni, guardateli. Roba da skate qua. Ecco qua, intanto c'è una persona che saluta. Cosa stiamo giocando? Scopalasso. Chi è il più forte qua? La coppia più forte? Rossetto qua. Rossetto, la coppia più forte. Non lo so io chi vince. Chi vince? L'attenzione. Ciao. Guarda dove che ti trovo. Vedi che siamo tutti candidati al trapasso. Questo sei pessimista. Sì. Andiamo dall'ottimista allora. Cosa vuol dire ecco, passare un po' di ore così in compagnia? Sono che gioco piacevole? No, sono che fosse questo, cosa farissimo madre? Specialmente anche io, 5 anni che sono da solo, vado a prendere della gente e la porto qua tutti i giorni. In macchina te la togli? Porto a casa, a volte pretendono anche massa. Comunque si fa. Finché riesco a fare. Ma il punteggio come siamo qua? Chi vince? Più o meno siamo là. Sì, siamo così e così. Siamo equilibrati. Un uomo in gamba? Ecco, è un giovanotto in gamba. No, veramente. Va togli, il porta qua, li riporta a casa a trovargliene. Fare anche da mangiare, a volte le faccio anche da mangiare. Sì, un tesoro. Ecco il vecchietto là dei 94 anni, poverino. È abbastanza da solo, e allora a volte piange e fine vado. Allora andiamo a vedere il 94enne. Dove c'è il 94enne? Arrivo qua. Eccolo qua, ciao carissimo. Allora ho sentito che ti vengono a prendere, ti portano a casa, ti fanno anche da mangiare, perciò un po' di solitudine. Te rangi tu? Ma solitudine cosa sia solitudine? Senti tu? Io ho fatto sacrestà della nostra generazione, 285 anni, la parrocchia di Cilea. Ma dai! 285 anni, bisnonno, menonno, papà e me. Ecco il chierichetto. Perché c'è anche il chierichetto? Eccolo qua. Ecco. Andiamo a salutare anche il chierichetto. Allora, intanto nome? De Biasi, Massimo. Massimo, ma non che sei più preti, non che sei più suore, non che sei più chierichetti e cosa famo? So che mo solo che carte? No, i preti che sei ora. Sì, uno è bravo Xilea, uno è giovane, promette bene e ne è veramente bravo. E nei tempi era diverso, c'era Don Cagnin, che era un prete con idee molto avanzate, però si è fermato che si arriva a tanti, si è passato tanti anni e il mondo si è cambiato secondo me. E i giovani come mai sti giovani? No, i giovani che sei i giovani, basta c'è felice a parte, perché
sto mondo andiamo tutti da corsa. Massa di corsa. E il prete che arriva qua a Silea veramente li ha coinvolti tutti, si può dire, tutti. Veramente, bravo. Essa è l'angolazione dove ci parli? Brava. E gli ha riuscito a parli perché era stato perso un poco i fioi, era un pochettino di qua e di là e si è visto i risultati. Mancava una roba di qua, era un po' di polvere di là e qua lei era diventato veramente, non dico niente, però era... Il prete li ha messi in stella. E li ha tirati tutti. Grazie, buona continuazione. Voi giocate a? No, scopa no madre. Scopa, dice Mirella. Bisogna vedere su che maniera, ma scopa apporta bene. Sinue, cosa vuoi dire? Quando abbiamo intervistato questo 94enne, l'altra persona ha detto lo aiuto, lo vado a prendere, lo riporto a casa, gli faccio da mangiare, però quando mi sono vicina, no, mi arrangio. È così difficile far sentire la diversità, il problema che hai, cioè ti metti in imbarazzo un po', delle volte vorresti proprio riuscire a fare tutto quello che facevi e dire ce la faccio da solo, come ha detto il 94enne, anche se non è vero. No, è vero, è così, sì, è vero. Anch'io spesse volte vorrei poter essere indipendente, perché comunque lo ero e quindi è una cosa che mi manca, però poi devo ammettere che ho bisogno di un aiuto e non posso fare a meno di altri a volte. È vergogna chiedere aiuto, Sinue? Sì, un po' sì, è vero. Forse perché non siamo stati abituati fin da piccoli, cioè non si chiedeva aiuto, no. Si faceva e basta. Vero, impara a arrangiarti. Però diversamente giovani che io ho e soprattutto anche i ragazzi che vengono da molto lontano chiedono aiuto perché sono abituati, se vuoi vivere e sopravvivere devi chiedere aiuto, non c'è niente da fare. Ecco che c'è un approccio diverso anche da quello che vedo dei nostri ragazzi con i ragazzi invece che arrivano e che devono faticare veramente tanto per avere un po' di ascolto e perciò devono chiedere aiuto. Sì. Livio da Padova, vai Livio! Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao. E mi rivolgo al giovane che lavora, mi sembra, in Inghilterra, fa il falegname. Lavorava, ecco, vabbè. Diceva, quando tu gli hai chiesto come sono le tasse, lui ha detto sono proporzionate. Forse intendeva dire che le tasse si pagano in base anche alla ricchezza, allo stato della persona, allo stato della persona, non come da noi che purtroppo le tasse, i pensionati e i lavoratori dipendenti, gli operai pagano un'aliquota di IRPEF che è molto alta. Forse intendeva dire questo. Ecco, volevo sapere questo, grazie. Grazie a te, caro Livio. Prego, Sinue. No, intendevo dire che sono appunto proporzionate in base a quello che uno guadagna e però poi c'è un ritorno perché il servizio c'è e funziona. Cioè pago le tasse sono però, anche alte, sì. A parte che riesco anche a vivere bene, perché se lavoro vivo anche dignitosamente, sì. No, qua che non riesci neanche a sopravvivere con 2 stipendi, ma alla fine trovo anche i servizi che mancano qua, che sono i servizi alla persona. Esatto. È vero, Sinue? Esatto, sì. Hai capito, Livio, come funziona? Ma io penso che anche noi saremmo così felici di pagare anche le tasse che le paghiamo, ma che poi avremo anche il dovere di avere le risposte con i servizi. Cosa dici, Sinue? Il diritto. Il diritto, esatto. Soprattutto, che viene un po' calpestato, come dice chiaramente la nostra Nadia. Allora andiamo a vedere la seconda parte, non la prima, la seconda parte dei giocatori di carte. Dite però che loro capiscono non è tutta colpa di questi ragazzi, bisogna anche accompagnarli, prenderli per mano, ma in pochi lo fanno. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Vediamo che andiamo a salutare qua.
Dove sei tu? Ario qua. Andiamo subito qua. È il più grosso che sei dentro qua, che hai detto che vuol dire qualcosa. Come ti chiami tu? Mi chiamo Ferruccio. Ferruccio, dimmi. E sono qua per ringraziare quelli che ti hanno aperto questo centro qua, perché hanno altri mi dà mezza giornata di libertà. Perché casa qua femmina, se no ti fa da vento armato. Va a fare questo, va a fare quello, va a fare che altro. E qua passiamo mezza giornata tutti in compagnia. Ma fate che un'altra femmina, a Piera, che vi ti ha inserito. No, ma a Piera bisogna a ringraziarla non so quanto, perché come a Piera non ne troviamo più. È bravissima Piera, e grazie infinite a Piera. Grazie. Grazie Ferruccio, veramente grazie. Abbiamo sentito anche Ferruccio, adesso andiamo a trovare a Piera. Dai, chi sei che vuol dire qualcosa? Dai. Che dobbiamo dire? Dai, nome, dai, sui giovani, dai. Siamo Parla di giovani, dai. Nome intanto. Sono Francesco. Dai Francesco. Allora, i giovani... I giovani, ritrovo dei giovani qua, quelli dopo i 60. E gli altri dove sei, Francesco? Gli altri non li vogliamo qui. Perché? Perché non si meritano a venire qui. Perché sono soci, non sono soci. Ma come li vedi tu sti giovani? Come cosa ti pare? No tutti, perché io siamo anche dei bravi e tanti. Sì, no? sì. Perché devo anche dire che sei quei bravi. Come sei che ti vedi? Insomma, non vedo un gran futuro per ora, no. No, No. No. Sentimo... I giovani che hai futuro siamo no, i giovani no. I che ha più futuro, noi facciamo Filippo. I giovani che ha più futuro di noi altri, perché la nuova generazione è sempre migliore della precedente. Ricordatevi gente, ricordatevi. Francesco, non sono tanto d'accordo con te. Filippo la vede in maniera diversa. Sentimo invece... Io dico che ben vengano Renato. Renato, dai. Io dico che ben vengano questi centri, che sono centri di associazione, di aggregazione e di compagnia e di dibattito. Qualche volta c'è... Cosa si parla dentro qua? Allora abbiamo Sandra in linea da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. È da stamattina che sono seduta a chiamare la linea, sempre occupata, immagino la giornata un po' tumultuosa, però volevo darti il mio saluto, augurarti intanto buone ferie. Grazie. È giusto che pensi anche a te stessa. Grazie cara. Perché delle volte le persone anziane e non anziane devono prendersi i loro spazi e la libertà personale. Poi volevo salutare gli ospiti. Mi dispiace molto per il signore che ha avuto questo problema, La vita va avanti e purtroppo le cose capitano e nella vita capita il bello e il brutto, le disgrazie e ormai siamo pieni di queste cose e bisogna essere anche delle volte, avere sempre il bicchiere mezzo pieno perché sennò uno cosa fa? Si spara. Volevo dire anche un'altra cosa. Vedere questi anziani, Mirella, è già la seconda volta che li fai vedere, io mi viene una fitta al cuore, ma di gioia, perché mi ricordo, io te l'ho già detto, sono nata vicino al Duomo, ed era un'osteria, la classica osteria, che si chiamava I Specchi, perché aveva tutto lo specchio al di là del banco, era lungo sta osteria, e c'erano sti anziani, non anziani, perché c'era anche gente giovane che andava, preparavano la pasta e fagioli, il baccalà, i cicchetti, le uova. Io andavo a prendere delle volte per mia mamma e mio papà, mi diceva dai, mio papà andava, perché mio papà era molto, molto sociale, sai che te l'ho detto, e mi è venuto in mente proprio la mia gioventù, quando ero bambina, ragazzina, queste cose qua, però ho visto che stanno tornando. Aprono dei locali anche a Padova, a Venezia pieno del Baccaro, io ci sono andato tante volte, mi piace molto l'ambiente e vedo che ogni tanto aprono qualcosa di che è una cosa arcaica e devo dire che i ragazzi si approcciano a questo tipo di locale
Poi, chiaro Mirella, i giovani, ha detto il signor Filippo, ha detto giusto, bisogna guardare avanti, perché io guardo la mia posizione, un altro guarda la propria, chi ha un'età non diversamente giovani, però piano, e il mondo va avanti. Allora io posso avere dei ricordi belli, dei ricordi brutti, però fa parte del mio bagaglio personale. Grazie cara Sandra, devo chiudere perché ho altri ospiti in attesa. Io vi ringrazio molto, guardate, veramente mi avete commosso stamattina per proprio il rispetto, la stima e l'affetto che avete nei miei confronti, che abbiamo creato questa grande famiglia di Sveglia Veneti, perciò veramente grazie anche a te Sandra per il supporto che mi dai assieme a tutti gli altri. Allora sentiamo, Sinue, come ci saluti? Cosa vogliono dire queste telefonate? Come senti, ecco, queste storie che rivivono, che fanno piacere, ecco, le nostre storie, prego. Fanno piacere perché fanno capire che non sei da solo, che è fondamentale, perché all'inizio io sono sempre stato fortunato perché ho una grande famiglia alle spalle, però so che non è per tutti così e quindi è importante sapere che c'è sempre qualcuno che ti può aiutare. Grazie, veramente grazie a questo meraviglioso uomo che ci ha messo la faccia, anche se con gran fatica è riuscito a far spiegare, a far rivivere i momenti anche a noi di questo dramma che lo accompagna ancora, ma ce la farai, perché grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia stanno facendo passi da gigante anche con la riabilitazione. Hai visto benissimo dalla sedia a rotelle dove sei arrivato. Ti farò conoscere il nostro Fulvio Marotto, che Francesco conosce bene, voglio che tu lo incontri, non si sa mai, anche questa botta di vita che riesce a dare Fulvio, che è senza gambe, senza braccia, senza naso, eppure fa di tutto, completamente di tutto, e lui ha detto io non devo rimanere in sedia a rotelle, ed è riuscito a rialzarsi grazie alle protesi che si è fatto lui, perciò te lo farò conoscere. Grazie veramente Sinue di essere stato con noi, Sinue Pianella. Assessore, come ci saluta Assessore Biasin? Allora, prima di augurare a tutti una buona estate, io ringrazio chi lo chiama il destino, chi la vita, non lo so, ringrazio intanto per avermi portato Sinue, che è un grande amico, e poi vabbè ringrazio Mirella, inutile dirlo, perché poi il villaggio solidale e quant'altro c'è sempre qualcuno che si guarda negli occhi, capisce e parte, quindi ringrazio veramente tutto questo, e ringrazio anche questa trasmissione, perché è un po' il significato anche questo della vita, che vuol dire ascoltare la gente, renderla protagonista ed esserci. Quindi grazie Mirella. Marco è arrabbiato perché non l'abbiamo più fatto parlare, non ho passato più la telefonata, però non si può parlare in generale di speculazione delle associazioni sui volontari. Ecco, io non lo accetto questo, perché non è vero e non si può sparare nel mucchio. Allora capisci Marco che prima di parlare bisogna anche riflettere, non si può sempre sparare nel mucchio e dopo dire ma volevo dire. Ecco, non si può dire che le associazioni fanno speculazioni. Come ho detto, se ci sono si fa nome e cognome, oppure si cambia se non ti trovi bene, ma dire che le associazioni speculano o perché ti sei espresso male, però capisci che quello che hai detto è detto. Detto questo, io ringrazio i miei ospiti. Pubblicità. Due graditissimi ospiti, abbiamo Matteo Nadali, presidente associazione Adelante, assieme a Chiara Caldato, volontaria. Grazie ragazzi di essere qui. Grazie. Avete visto due ragazzi giovani, ecco, noi vogliamo fare questo, mettere assieme, fare squadra, fare rete. Allora, presidente Nadali, cos'è questa associazione Adelante, di cosa si occupa? Allora, Associazione Adelante nasce come gruppo informale nel 1990 a Silea. Si occupa di fare volontariato con i ragazzi disabili, ma soprattutto di occupare il tempo libero dei ragazzi disabili. Nel 2000 ci siamo riconosciuti in regione, quindi siamo un'associazione ODV, un'organizzazione di volontariato, e dal 1990 andiamo avanti con queste attività. L'associazione è stata fondata da Don Giuliano Brugnotto, che attualmente è vescovo di Vicenza, se non mi sbaglio. E poi appunto dal 2000 che ci siamo riconosciuti abbiamo cominciato a essere un po' più autonomi, indipendenti, a organizzarci,
a trovare i fondi per portare avanti le attività e ad offrire delle esperienze sempre più interessanti per i ragazzi. Una tra tutte è stato nel 2018, ho organizzato una crociera, quindi abbiamo portato tutti i nostri ragazzi in crociera, abbiamo fatto il Montenegro, la Croazia, insomma una crociera veloce nell'Adriatico, e arriviamo poi da un weekend fatto dal ponte del 1° maggio, siamo stati a Lubiana, alle grotte di Postumia, quindi siamo andati un'altra volta. Mi dispiace di non avere neanche un video, ma la prossima volta faremo vedere. Sì. Che è importante a casa per capire quello come vi muovete. Volentieri. E quindi cosa... Allora, innanzitutto l'associazione si basa su 17 volontari che gratuitamente offrono il loro tempo per fare delle attività di questo tipo. Quindi senza i volontari, tra cui c'è Chiara che è con noi da 3 anni, insomma abbiamo volontari che sono con noi da 20 anni, io sono volontario da quasi 29 anni e quindi questo è il motore dell'associazione. Perché ci troviamo appunto 1 o 2 volte al mese per andare a mangiare una pizza, a mangiare un gelato, andare a Gardaland piuttosto che a fare una cavalcata su qualche maneggio nel tempo libero, che è tempo libero anche per i volontari. Quindi trovare delle persone che hanno voglia e piacere di sacrificare quello che è il loro tempo libero per offrirlo a delle altre persone non è una cosa così scontata. Quindi questo, lascio la parola un attimo anche a Chiara che può raccontare direttamente. Sentiamo anche Chiara Caldato, però prima c'è Giusy, se no mi cade la linea. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, guarda che mi ho scritto un biglietto per parlarti stamattina. Allora, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ringraziamo per quello che ci hai sempre insegnato con la tua trasmissione, con la scuola tutte le mattine, come te l'ho detto ancora. Saluta i tuoi registi, sempre all'altezza del loro lavoro, e buon riposo anche a te, che non sarà un riposo perché trovi sempre qualcosa da fare. Va bene? Che forte Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, un abbraccio cara Giusy, a te e a tuo marito, grazie veramente anche per queste parole, sono molto di supporto. Allora, Chiara Caldato, perché sei diventata volontaria? Cos'è il volontariato per te? Le difficoltà che incontrate? Ecco, specialmente mancano molti giovani, abbiamo molti diversamente giovani, dobbiamo intrigare di più i giovani. Perché facciamo così fatica, secondo te, a intrigare i giovani, Chiara? Cos'è che abbiamo sbagliato? Tante lezioni a scuola, come dice la nostra Giusy, ma alla fine non abbiamo i numeri, vuol dire che non li abbiamo intrigati abbastanza o non hanno capito l'importanza dell'associazionismo. Prego Chiara. Sì, allora, una domanda che è molto complessa, ma non so se abbiamo sbagliato qualcosa. Ecco, allora, io personalmente perché sono diventata volontaria di Adelante, ma perché, allora, io è vero che ho anche già alle spalle una storia anche di famiglia legata alla disabilità, legata al sociale e lavoro anche all'interno di una cooperativa veramente sociale, appunto, che si occupa sempre di disabilità. E la cosa che a me ha colpito di Adelante è che comunque i volontari hanno anche un modo di approcciarsi con i ragazzi con la disabilità che non è la classica, non so, il classico metodo assistenziale, no? È proprio un gruppo di amici e questo è molto bello perché si respira proprio questo clima, si respira che ci si prende in giro, che si è un po' tutti allo stesso livello, ecco, no? E questo secondo me appunto anche i ragazzi lo sentono, si sentono molto a casa loro e si sentono di poter essere appunto loro stessi. Poi questa è una cosa che comunque secondo me le persone con disabilità già hanno, nel senso che io vedo, è vero, siamo volontari, quindi si sacrifica anche del tempo, però allo stesso tempo si riceve tanto, perché io vedo che quando poi sono con loro mi sento accolta e mi sento di poter essere me stessa, perché ho davanti delle persone che non hanno barriere e quindi mi permettono di togliere quelle che ho e per cui appunto di poter essere
me stessa, ecco. Una cosa, Chiara, che ho notato, io ho collaborato molto anche con Francesco Biasin, con questi diversamente agili, come li chiamo io, perché la parola disabile proprio non la sopporto, perciò li chiamo diversamente agili, è che ti danno una botta di vita ogni volta che li incontri. Tu arrivi depresso, trovi queste realtà, la prima cosa il sorriso che hanno, l'abbraccio che ti danno, loro non hanno nessun problema, e tu dici, ma cosa avevo prima? Sì. Cioè, sparisce proprio, ti fanno staccare la spina e ti fanno capire cos'è la gioia, cos'è l'abbraccio. Vanno all'essenziale. Vanno all'essenziale. Allora, Presidente, questo titolo, Adelante, cosa vuol dire? Glielo spiego subito, faccio solo un inciso su quello che ha detto Chiara, che mi ha fatto molto piacere. Nella nostra associazione non c'è un noi e voi. Non c'è un volontario e un assistito, siamo proprio un gruppo di amici e credo che questa faccia molto la differenza, tanto che lei lo sa, io sono papà di 3 bambini, uno si chiama Leone, uno Pietro, Cesare è appena nato, 20 giorni. Che salutiamo allora la famiglia Nadali, salutiamo la famiglia Nadali. Lo dico perché Leone e Pietro vengono anche loro alle attività di Adelante. Fin da piccoli. Fin da piccoli, anche per rispondere alla domanda di prima, come si fa ad avvicinare i giovani? Non so se la società ha sbagliato qualcosa con i giovani, sicuramente qualcosina di sbagliato c'è stato, e l'integrazione forzata è una cosa a cui io non ho mai creduto e non credo. Probabilmente la responsabilità è della famiglia, perché se la famiglia parte fin da quando si è bambini, come hanno fatto con me, come hanno fatto con Chiara o con gli altri volontari, finché si è ragazzi, nel periodo della formazione, si viene avvicinati a determinate realtà. Si può capire quello che le realtà sono, quello che le realtà ti possono dare, indipendentemente dal tipo di realtà, che sia disabilità, con l'anzianità, insomma il volontariato e il concetto di gratuità. Quella è la cosa che deve veramente muovere. A me mi fa molto sorridere quando parlo con ragazzi di 16, 18, 20 che gli dico dai, vieni a fare un pomeriggio, una giornata con Adelante, e ti rispondono dicendo non ho tempo. Ma se non hai tempo a 18, a 20 anni, come faccio ad averlo io a 43 con la famiglia? Chiara, che ha un lavoro impegnativo, tutti gli altri volontari, che veniamo davvero da molti lavori, abbiamo anche dei manager all'interno, loro non hanno tempo. Come fai tu, ragazzo di 18-20 anni, a dire che non hai tempo? Ma il fatto di non aver tempo è semplicemente, di dire di non aver tempo è semplicemente un alibi, perché non c'è all'interno delle persone il concetto di gratuità. Non devi avere tempo, devi avere voglia di donare. E questa, secondo me, è la leva che va utilizzata con le persone per portarle in un mondo del volontariato. Allora, Matteo, spieghiamo anche perché questo nome Adelante. Adelante perché una volta Adelante faceva le settimane integrate, quindi si andava una settimana al mare con i ragazzi in agosto. Non riusciamo più a farlo perché abbiamo famiglia, eccetera, quindi le ferie le impieghiamo con la famiglia. Durante una di queste settimane integrate la colonna sonora era diventata una canzone di Daniele Silvestri che si chiama Coiba, e il ritornello dice venceremos adelante o vittoria o muerte. Quindi cantavamo sempre questa canzone, era il 99, nel 2000 dovevamo registrarci e trovare un nome all'associazione, abbiamo detto ma perché non lo chiamiamo Adelante visto che cantiamo sempre questa canzone, e da lì è arrivato il nome. Allora anche un nome che fa allegria, sì. che ne ricorda. Abbiamo trovato questo logo che è appunto l'impronta di un piede, eccola qua. L'impronta di un piede, proprio perché se vedo l'impronta di un piede non riesco a capire se è l'impronta di una persona normodotata, di una persona disabile, di una persona cieca, di una persona anziana, di una persona... Ma vedi solo l'impronta del piede. Vedo solo l'impronta e quindi non c'è... Allora, ritornando al discorso che facevo prima dei volontari giovani che facciamo poco, che li intrighiamo poco, forse abbiamo sbagliato qualcosa che dicevo prima e sono convinta di quello che dico, Chiara, è che io ho avuto sia la Croce Rossa ospite che l'AIL, due realtà diverse. Allora, nella Croce Rossa ho visto anche durante il villaggio delle associazioni a Silea molti giovani, cosa che non vedo dalle altre parti.
E cos'è successo? Parlando con loro e con questi volontari ho capito quello che avevano fatto in più di quello che abbiamo fatto tutti noi. Li hanno intrigati. Loro erano protagonisti. Nel momento che loro si sentono protagonisti, loro si avvicinano. Perché è vero che la letterina in classe serve, servirà ancora, non dico di no. Però dopo, come dice giustamente Matteo, bisogna fare il passo successivo. Bisogna fargli toccare con mano quella che è la realtà. Siccome siamo in tanti, allora io direi che oltre alla famiglia anche la scuola deve fare la sua parte. C'è già la letterina a scuola, nel pomeriggio io ti porto a vedere le realtà che ci sono nel territorio. Dopo sta a te decidere dove vorrai andare a parare o con chi, però le tocchi con mano e le vedi. E qua entra l'AIL, che ho avuto ospite, e mi ha detto: sa Mirella che sono venuti 12 ragazzi, o 20 mi sembra addirittura, a vedere chi siamo e sono diventati volontari tutti. Come mai? Perché in quel momento hanno toccato con mano quella che era la realtà dell'AIL, Associazione Italiana Leucemie. Allora, per quello dico che oltre alla scuola e la letterina poi vieni con me che ti porto. Cioè, non so, 365 giorni all'anno non possiamo trovare dei pomeriggi per far toccare con mano tutte le realtà? Oppure nel mondo della natura, degli animali, l'EMPA ad esempio, perché ci sono i giovani? Perché si fidano di più. Non ci conoscono, non sanno chi siamo, seminiamo tanto ma siamo tutti divisi, tutti lontani. Le famiglie che hanno paura di portare i loro ragazzi diversamente agili perché ancora qualcuno si vergogna. Io se li devo riprendere devo avere la liberatoria, anche se si stanno divertendo, che sono felici. Non va così, non può andare così Matteo, dobbiamo fare un salto in più, perché loro non possono difenderli, perché sono fragili, non hanno il potere di difendere, noi dobbiamo difenderli da questi genitori che ancora li mettono da parte. Io a un genitore ho detto: ma mi scusi, perché il normodotato suo figlio lo posso riprendere? Cosa vede il mostro lei sull'altro suo figlio? Come strumentalizzare cosa? Perché faccio vedere che si diverte, che fa quello che fa il fratello normodotato. Matteo, poi sentiamo anche Chiara. Devo dire che avendo un osservatorio abbastanza ampio, in 29-30 anni insomma, che conosco la disabilità, devo dire che è molto, molto cambiata rispetto a questo. Cioè negli ultimi anni c'è proprio un'apertura, fortunatamente la società si sta aprendo a riconoscere che ci sono delle persone differenti nella nostra società, che sono speciali proprio perché sono differenti e che possono tranquillamente svolgere delle attività che può svolgere chiunque altro. Mi viene in mente insomma delle note catene di ristoranti mondiali che impiegano delle persone con la sindrome di Down a lavorare, piuttosto che anche Pizza Out per esempio, queste realtà che stanno nascendo. Che stanno, o gli spettacoli di Paolo Ruffini che sta facendo insomma delle ottime attività rispetto a questo. La disabilità finalmente sta emergendo come è giusto che debba emergere, anche con tutte le qualità che può dare. Ci sono ancora delle realtà chiaramente di disagio, che però anche attività e associazioni come la nostra aiutano a far venire fuori, ad emergere, a far capire che insomma sì, la disabilità è un problema, inutile che diciamo che non è un problema, ma è un problema che finalmente si può affrontare con determinati strumenti e con determinate persone, tipo i volontari, che occupano il loro tempo per loro. Sì, perché se posso permettermi, alle volte magari soprattutto con i giovani, magari alle volte vedo anche, qua è il volontariato, poi io vedo anche nel mio lavoro che comunque è sempre con la disabilità, magari alle volte c'è anche un po' di ignoranza proprio legato alla disabilità e i giovani magari anche può mettersi in mezzo anche una sorta di vergogna nel dire all'amico, al compagno sono andata con loro che sono disabili, no? Oppure proprio anche
una difficoltà nel trovarsi davanti a una situazione sconosciuta, hai davanti delle persone e quindi non sai come rapportarti, no? E quindi magari qualche volta si può mettere in mezzo anche questa difficoltà che porta anche i giovani magari, non so, a non mettersi neanche in gioco, perché magari c'è una sorta di timore anche dello sconosciuto, e in questo secondo me appunto anche la modalità, io parlo di Adelante come volontari, ma in generale dimostrare una modalità diversa, appunto perché negli anni sono cambiate anche molte cose, fa la differenza, no? Sì, perché poi alle volte vedi, io ho anche una sorella con la sindrome di Down, e alle volte vedi magari per strada cammini e c'è quel ragazzo che magari ride perché vede una persona con la sindrome di Down, e a me sinceramente sa tanto anche di ignoranza questa cosa qua, che si ritorna sempre poi al discorso. Allora, dico questo perché oltre ad avere tutte le organizzazioni sindacali, e facendo un po' il conto della serva come piace fare a me, alla fine i numeri non tornano. Le aziende non assumono queste persone. A parole, come legge, ci siamo, però come assunzioni non ci siamo proprio. E a mio avviso questo è dovuto perché li abbiamo tenuti troppo chiusi, troppo non si raffrontano. Nel momento che tu sai lavorare, io con l'accompagnatore ti inserisco all'interno dell'azienda. Non ti faccio lavorare là, ti inserisco all'interno dell'azienda con l'accompagnatore. Questo non viene fatto. Addirittura i ragazzi mi raccontavano grandi pacche sulle spalle, grande ascolto, ma alla fine non arriva la chiamata. Ecco perché dico che forse dobbiamo fare un passo più in là, far capire che sono persone normalissime, che lavorano benissimo, anzi forse lavorano anche meglio perché si concentrano talmente tanto su quello che fanno che riescono a fare dei lavori meravigliosi. Anche questo viene visto poco. Tu riesci a vedere il lavoro se entri all'interno dei CEOD. Pochi si spostano fuori. Voi avete visto mercati, esposizioni di questi lavori, dobbiamo tirarli con forza perché è facile tenerli all'interno. All'esterno vuol dire investire, vuol dire avere trasporto, disponibilità. C'è un mondo che forse va cambiato, Matteo, e qua dobbiamo mettercela tutta perché da soli loro non ce la faranno. E quando io vado nelle scuole e sento che i ragazzi, addirittura i presidenti delle consulte di ragazzi non sanno cosa sono i CEOD, e forse anche qualche professore che l'ho messo in imbarazzo, capisci Matteo, ci diamo del tu, siamo volontari, sì. Questa la dice lunga sui passi in avanti che abbiamo fatto, per carità, ma i passi in avanti li ha fatti il mondo del volontariato. Calma, non il mondo della politica, della famiglia, è il volontario che ha creato l'associazione per aiutare, e con grande difficoltà perché ancora molti genitori non portano i ragazzi in questi centri. E noi dobbiamo avere i nomi e cognomi di questi ragazzi, prima o dopo ce la faremo. Prego Matteo. Allora, grazie, che così ho 2 o 3 stimoli giusti. Intanto una delle missioni di Adelante, oltre a far divertire i ragazzi, ma proprio farli divertire senza alcuna finalità, se non quella del divertimento, poi c'è il fatto di dare alle famiglie del respiro, perché a volte quando andiamo via anche 2 o 3 giorni le famiglie sanno che i ragazzi sono al sicuro, sono seguiti, e anche gli stessi genitori, fratelli eccetera hanno 2 o 3 giorni di relax. E l'altra missione che ha Adelante è quella di far vedere un gruppo di amici che all'interno anche delle persone disabili, per cui quando ci muoviamo, è successo anche a Lubiana, spesso frequentiamo delle pizzerie in zona eccetera, vengono poi le persone da me o da altri volontari e dicono: ma quanto bravi siete, non abbiamo mai visto un gruppo così folto, ci muoviamo in 30-40, un gruppo così folto di persone con disabilità, e ci chiedono sempre: ma che lavoro fate? E quando gli diciamo: ma siamo dei volontari, gli cade a tutti la mascella, perché non è percepito un volontariato di questo tipo, pensano che siamo pagati per andare da altre parti, e già questo è il lavoro che noi facciamo, cioè far conoscere
non è far conoscere, far capire che delle persone disabili possono divertirsi come le persone normodotate, basta che abbiano un gruppo di amici dietro. Per quanto riguarda l'ambito, allora non scendo in politica perché potremmo cominciare a parlarne e andare avanti per tantissimo tempo, anche per noi come associazione è abbastanza difficoltoso, perché fare questo tipo di attività ci porta ad avere degli esborsi economici di un certo tipo, per cui abbiamo dovuto, il comune di Silea ci dà ogni anno un aiuto, che non basta. Abbiamo attivato una serie di persone sul canale privato col grande aiuto di Marco Zanatta del Zanatta Caffè di Silea, con il quale organizziamo ogni anno a settembre un evento con dei comici di caratura nazionale dove raccogliamo dei fondi. Lo faremo a settembre, il 28 settembre a Silea, sì, come ogni anno all'Auditorium di Silea, dove appunto raccogliamo questi fondi per andare in crociera, per andare a fare le nostre attività sostanzialmente. Ci aiutano anche gli 11 di Marca, abbiamo una serie di persone che vogliono rimanere nell'oscurità, che comunque ci danno dei finanziamenti, ci danno degli aiuti perché capiscono il valore delle nostre attività. Purtroppo l'apparato statale si appoggia abbastanza troppo ai volontari. Le chiudo dicendo l'ultima cosa, proprio per il tipo di attività che facciamo noi. Io ogni anno avrò 10-11 richieste di inserimento di persone disabili nella nostra associazione, alle quali devo spesso dire di no perché non abbiamo abbastanza volontari, ma abbiamo ragazzi che arrivano da Oderzo, perché non esistono realtà e non esistono né realtà statali né realtà di volontariato che offrono il servizio che diamo noi, per cui si sta anche un po' polverizzando la realtà del volontariato rispetto alla disabilità. Ed è drammatico questo, perché noi vorremmo prendere tutti, però non abbiamo forze. Però come ha detto anche Chiara e anche Matteo, tutto nasce anche all'interno della famiglia, i valori che riesci a trasmettere, le difficoltà che magari emergono in una famiglia, devi là riuscire a capire che forse devi rimboccarti le maniche e fare qualcosa, e nasce l'associazione. Andiamo a vedere questo bellissimo servizio della nostra Francesca Bozza, Beatrice pulisce. Andiamo a vedere. Abbiamo cominciato a venire e lei diceva: guarda cartacee che ci sono per terra, ci sono persone maleducate, e poi il giorno dopo mettiamo i guanti. E così abbiamo cominciato a raccogliere queste carte. Mariella e la nonna di Beatrice trascorrono i pomeriggi insieme tra giochi e passeggiate, e proprio durante una di queste passeggiate tra le strade e i parchi del loro comune, Ponzano, la piccola, 3 anni, si è accorta dei rifiuti abbandonati a terra. Armate di guanti, nonna e nipote hanno iniziato a raccogliere cartacce, bottiglie e lattine, fino a quando un giorno la mamma della piccola fa loro un regalo. 2 pinze per raccogliere le immondizie. E così ogni sera Mariella e Beatrice percorrono il solito tragitto, ripulendo strade e parchi. Anche sotto la panchina lì ieri abbiamo trovato, hanno mangiato e poi hanno lasciato lì. E lei faccio io, nonna. Adesso le ha detto che ci sono delle carte per terra, sì, le ha viste dalla panchina. Andiamo a vedere. È sporco qui, Beatrice? È sporco. Dopo torni a raccoglierle? Sì. Beatrice, le persone sporcano? Sì. Sono maleducate? Sì. E quindi dove bisogna buttare le carte? Sul cettino. Beatrice ha poi una richiesta da rivolgere proprio al sindaco Baseggio. Deve fare la multa a chi butta le carte per terra? Sì. Sindaco, è una promessa? È una promessa, se li troviamo gli facciamo una multa di sicuro. E io mi complimento con te e con la nonna, perché siete dei bravi esempi in questa società che non è poi così corretta. Bravissima. Grazie. Complimenti. È stato il primo cittadino di Ponzano a rendere noto l'impegno di Beatrice e della nonna con un post su Facebook.
Il fatto che poi Beatrice oltretutto si renda conto che chi sporca dovrebbe essere multato, che ci sono i cestini, che è più facile mettere la carta sul cestino che per terra e che lei passi questo tempo con la nonna a raccogliere le carte per fare del bene all'ambiente, insomma fa vedere che ci sono ancora delle famiglie che hanno dei valori sani che riescono a trasmettere. Speriamo che la società ne prenda atto. Allora Chiara, come hai seguito e come commenti questo servizio della piccola Beatrice con questa nonna, quei valori, la famiglia, ecco qua la nonna che trasmette questa bambina, che diciamo piccoli, non sono mica tanto piccoli, ragionano con la propria testa, ha sentito le risposte, sì? Sì, beh, è un po' quello che dicevamo prima, no? Che alla fine davvero tutto parte anche dalla famiglia, fin da piccoli, come si insegna a camminare, si insegnano anche i valori, no? Cioè, e loro sono davvero delle spugne che assorbono tutto, per cui a partire già da piccoli poi i valori non sembra ma vengono recepiti, e quindi è esattamente quello che dicevamo prima, no? Riguardo anche al volontariato, riguardo alla disabilità da Adelante, no? Era la stessa linea proprio, mi sembrava. Io ho anche il banco solidale, quello che noto spesso è che i bambini non si accorgono del colore diverso. Il bambino non si accorge della disabilità che può avere un altro bambino o anche un'altra persona. Ecco, forse è questo che manca, ecco, quello che dicevo prima, manca un anello della catena, che è quella di unire le forze, di unire i valori. Ecco, siamo in tanti, possiamo farcela, però bisogna capire che qualcuno deve abbassare le ali, deve mettersi in gioco con gli altri, perché il futuro che hanno queste creature non è del più roseo. E se noi non cerchiamo di spianare un po' loro la strada, perché quello che abbiamo vissuto noi, la bellezza della natura, loro non la vedranno mai, non la vedranno più. Però quello che rimane dobbiamo cercare che rimanga, che è il bello della natura, il bello della comunicazione, il bello di socializzare come si faceva una volta. I cortili non esistono più. Noi abbiamo cemento, luoghi chiusi, sempre il chiuso. Questo villaggio delle associazioni invece vorrà far capire che possiamo farlo anche all'aperto. È vero che arriva l'inverno, però abbiamo delle primavere bellissime, degli autunni meravigliosi, ma cerchiamo di uscire e di arrivare dove ci sono gli spazi. Prego Matteo. Sì, sono d'accordo, nel senso che di spazi bisogna andarsi a cercare rispetto a quando ero piccolo io, quando era piccola Chiara, eccetera. Era un po' più tutto fruibile una volta, non mancano, bisogna andarseli a cercare e bisogna, seguendo quello che dicevamo prima, offrire ai bambini quello che è giusto offrirgli e dargli delle direzioni corrette. Tamara da Spresiano, veloce Tamara, perché sono in chiusura, ciao. Ciao Mirella, ascoltami, tu stai parlando del volontariato e hai parlato anche delle persone diversamente abili che non trovano lavoro e che non accettano le persone diversamente agili. Io con i miei problemi che ho, sono 8 anni che sono stata assunta in un'azienda di fabbrica e ringrazio veramente i miei responsabili e i miei padroni che mi hanno assunto. Ciao Mirella. Grazie tesoro, grazie a testimonianza. Sì, ma non deve essere la Tamara, deve essere un numero consistente, perché se i sindacati tutti vengono qua e dicono che i numeri non tornano, purtroppo io devo pensare a quei numeri, non a Tamara che ha trovato il posto e ne sono strafelice, ma soprattutto a quelle difficoltà che ancora si incontrano, nonostante gli sforzi che facciamo tutti quanti per parlare di persone, di non mettere l'etichetta, perché noi facciamo presto a mettere le etichette, queste etichette fanno veramente male. Ecco, forse anche il mondo dell'imprenditoria deve darsi una mossa e capire che sono persone che possono lavorare, non solo prendere quando il lavoro è fatto e portarselo in fabbrica, ma farli lavorare quelli che riescono a farlo. Chiara, come ci saluti? Come vi saluto? Beh, intanto ringrazio perché è stato veramente un bel momento e saluto aspettando tante altre volontari, se volete, noi siamo a Silea. Esatto. Esatto. E niente. Basta andare nel vostro sito e trovarvi, Matteo. Pagina Facebook, ecco, non abbiamo il sito.
Io intanto ringrazio dell'opportunità di poter parlare di Adelante e vorrei lasciare con 2 appelli. Uno mi aggancio a quello che ha detto Chiara: se avete voglia di fare del volontariato, per noi volontari non sono mai abbastanza e vi aspettiamo a braccia aperte. Pagina Facebook, trovatemi un numero di telefono, insomma in qualche modo il contatto c'è. L'altra cosa è ricordarvi che il 28 settembre a Silea alla sera ci sarà questa Adelante Show con i comici di Zelig, con l'aiuto nell'organizzazione di Marco Zanatta, e stiamo anche cercando degli sponsor, per cui se c'è qualche imprenditore o qualcuno che ha voglia di investire su questo Adelante Show e venire poi a partecipare con noi alla serata, siamo ben disponibili, quindi pronti a ricevere sponsor per le nostre attività. Grazie mille a tutti. Grazie sia a Matteo Nadali che a Chiara Caldato, Presidente Associazione Adelante e volontaria di questa importante associazione. Io vi do un grande abbraccio, come ho detto questa mattina. Veramente grazie per tutto l'affetto che anche questa mattina mi avete dimostrato con le vostre telefonate. Noi ci rivedremo a settembre e veramente grazie per tutto quello che mi avete detto e quello che fate per i veneti scacciati dalla crisi. E adesso vi lascio con uno spettacolo bellissimo con le frecce tricolori. Ciao, a settembre. Grazie. Con i freni, via, pronti con i freni, via. Aspetta, ti insegniamo su. Oh no! Apertura, via 37. Andiamo su. Stato inverso, ora. I bianchi, ora.